Si arriva qui al Carraia, il Castello si gioca una chance importante, quali sono le sensazioni, come state? Ma infatti dobbiamo affrontarla come se già questa fosse una finale, quindi con l'atteggiamento giusto, cercando di non sbagliare l'approccio alla partita e di venire fuori con un risultato positivo. L'obiettivo è non subire gol? L'obiettivo, quello sarebbe il massimo, ci mancherebbe, disputare una grande gara, l'obiettivo è quello. Campo piccolo, caldo asfissiante, fattori che potrebbero incidere non poco. Sì, esatto, il caldo in questo periodo è un fattore che incide tantissimo sulle partite, però fortunatamente veniamo da Cagliari, quindi siamo anche abituati al caldo, speriamo bene. Sono con Emilio Volpi, dirigente del Ghivizzano Borgo a Mozzano, un evento storico per questa società lucchese, siamo nella Valle del Serchio, un evento davvero attesissimo, questa sfida d'andata degli spareggi nazionali per il salto in Serie D. Emilio, quali sono le sensazioni davvero prima di un match che può segnare in modo significativo la storia? Sono sensazioni bellissime, è sicuramente la partita più importante che disputa il Ghivizzano Borgo a Mozzano dai 3 anni da cui è nata la società, dalla fusione di Ghivizzano e Borgo a Mozzano, quindi oggi è sicuramente la partita più importante. C'è la consapevolezza di aver fatto 1000, se ci riesce facciamo 1001, e però siamo già arrivati a un risultato che per noi è veramente fantastico. Abbiamo visto il mister arrivare molto tempo prima del fischio d'inizio, ma direi anche dell'arrivo delle squadre al campo, insomma la tensione da parte del tecnico c'è, invece in voi dirigenti vedo tanta spensieratezza, tanta voglia di far riuscire al meglio questo evento. Ecco, forse la vostra forza è proprio nella grande cooperazione che voi dirigenti state mettendo nell'organizzazione del tutto. La risposta è dire sì alla tua domanda, perché in effetti la nostra è una consapevolezza di aver fatto tutto molto bene, con tranquillità, e la nostra forza è la tranquillità. Certo, i giocatori, l'allenatore, la tensione è alta, il nostro mister che ha pure esperienze di giocatore professionista, visto è qui è 2 ore che gira intorno al campo, e quindi vabbè, però noi siamo tranquilli, siamo sereni, e forse la nostra forza ha inquadrato molto bene la situazione, la realtà della società. Si giocherà sotto un sole cocente in un caldo asfissiante, vedremo chi avvantaggerà, se avvantaggerà qualcuno, ma si giocherà anche in un Carraia che ha le ultime recite, almeno nella versione attuale, perché poi ci sarà un restyling totale di questo impianto. Sì, dunque per il prossimo campionato dovrebbe rimarrà tutto come dal campionato 2016-2017, dovrebbe essere fatto un nuovo impianto in sintetico, tribune, e quindi una struttura che diciamo più consona a quelle che sono ad oggi i risultati conseguiti dalla società. Verrà posto invece che in questa posizione attuale verticalmente, parallela alla ferrovia, impianto in sintetico, una capacità di 1000 posti nella tribuna. Questo è il nostro sogno, diciamo che con l'amministrazione comunale, con un contributo della Regione Toscana, stiamo cercando di mettere in piedi e speriamo di riuscirci.
L'ultimo scorcio di strada che separa Castiadas e Ghivizzano Borgo a Mozzano dalla Serie D comincia qui, dai colli toscani, dalla Valle del Serchio. Sta per cominciare la sfida, allora subito una battuta volante prima che Pierpaolo Pau, presidente del Castiadas, e Simone Stefani, dirigente, accompagnatore, team manager del Ghivizzano, del Ghivo Borgo, vadano nelle rispettive panchine. All'inizio, per dovere di ospitalità, da Pierpaolo Piu. Pierpaolo, allora, quali sensazioni, insomma, come arrivate a questa sfida, come è stata la vigilia? Vigilia buona, ottima, ci siamo preparati bene, è stata comunque 2 settimane dove la squadra è rientrata tutta quanta, avevamo qualche infortunato, qualche acciaccato, adesso siamo tutti, siamo pronti per questo finale di campionato. Vi aspettavate questo caldo asfissiante che in Sardegna non c'era in questi giorni? Tra l'altro infatti con incertezza infatti ho colto la temperatura di questa mattina, da noi a Cagliari c'erano 15 gradi, arriva qua ce n'è 25 e quindi si è un po' cambiata il clima regionale, insomma. Obiettivo oggi non subire gol. Sicuramente sarà molto importante non subire gol, ma sarà importante comunque che la squadra sia venuta qui con la mentalità giusta per giocare, poi quello che viene viene, però è importante, fondamentale provare a giocare, non avere timore reverenziale, e anche perché siamo 2 squadre, siamo arrivati secondi, il motivo ci sarà, quindi comunque è fondamentale giocare senza provare a non subire gol. Allora, Simone Stefani, allora una cornice davvero meravigliosa, un paese che si è riversato qui al Carraia. Ringrazio intanto Pierpaolo Piu per la disponibilità, lo troveremo ovviamente più avanti. Simone, quali sensazioni chiedo anche a te? Davvero è una partita storica? Sì, una partita storica che ci separa insomma dall'eccellenza della Serie D, sai, punto riguardo, hai detto bene prima te, storico, perché siamo partiti sì con ambizioni, ma ritrovarsi qui, aver vinto la finale playoff, poi trovarsi a fare un'andata e ritorno con una squadra di un'altra regione, effettivamente insomma questo ci dà orgoglio, e anche per tutta, diciamo, la provincia, no? Perché non sempre capita di poter giocare partite come queste. La partita in se stessa è una partita importante, va giocata su 180 minuti e la partita di oggi l'importante è anche noi non subire gol, perché sai, col fatto del gol in trasferta, niente, l'importante sarebbe non subire gol e fare almeno un gol, vincere la partita 1-0 e poi andare là e avere insomma il vantaggio del pareggio. Il solito dilemma quando c'è questa atmosfera, è più una carica, insomma un'iniezione di entusiasmo, oppure rischia di mettervi un po' di pressione il dover giocare in casa, dover partire davanti a questo davvero pubblico strepitoso, vi assicuriamo, e lo potrete vedere dalle telecamere di direttasport.it e sardegnasport.com. No, io penso che i ragazzi hanno risposto tutto l'anno, abbiamo vinto partite contro il Viareggio che era la prima classifica in casa, e abbiamo vinto la finale playoff facendo una partita senza nessun timore, ecco. Anche lì nel senso noi avevamo il vantaggio del pareggio, però a volte questo potrebbe essere controproducente, no? Cioè basta il pareggio e poi rischi, e invece no, la squadra su questo aspetto no, non mi desta nessuna preoccupazione. Poi è chiaro, sai, le partite vanno giocate e la temperatura oggi è caldo, è proprio estiva proprio. Sentivamo anche i dirigenti a microfoni spenti, cioè non pensavamo insomma di trovare questo caldo. No, perché ieri era tutta alta temperatura, ieri erano 23-24 gradi, massimo 25, invece oggi 30 gradi, però insomma va bene, dai, mi faccio un in bocca al lupo sperando bene. Allora ringrazio ovviamente Simone Stefani, in bocca al lupo per la partita. Tra pochissimo andrò a guadagnare la postazione di commento, mentre come potete vedere alla mia sinistra sta per essere consegnata una targa, c'è una cerimonia importante, lo vedete anche il primo cittadino qui di Ghivizzano, con un appuntamento molto importante, lo potete vedere nelle telecamere di Diretta Sport. Andiamo anche ad avvicinare prima di questo appuntamento proprio a ridosso del fischio d'inizio, allora a condire insomma questo match, anche questa importante consegna. Sì, sono qua presente sia per l'amministrazione comunale ma anche come tifoso del Ghivizzano Borgo a Mozzano, quindi faccio un ingrosso in bocca al lupo ai tifosi e ai giocatori che si apprestano a giocare questa importante partita. Una comunità che si è riversata qui al Carraia, in un impianto che poi tra qualche tempo, insomma, abbiamo sentito anche in precedenza, verrà totalmente rinnovato, perché verrà assolutamente rivoluzionato, ovvero girato e sistemato col sintetico con una nuova tribuna, quindi un passo avanti importante anche per l'impiantistica sportiva. Assolutamente
assolutamente sì, un bellissimo impianto che verrà a nascere nel proseguo dell'anno in corso, quindi maturare nel 2016, pronto diciamo per la stagione 2016-2017. Allora io ringrazio ovviamente il primo cittadino che anch'egli si godrà questa atmosfera davvero straordinaria, una giornata ideale per giocare a calcio, molto caldo, e vedremo se questo fattore inciderà. Mi sposto e chiedo scusa ovviamente ai nostri spettatori dall'obiettivo e vado a guadagnare la postazione di commento nella piccola ma gremita tribuna del Carraia, dove tra pochissimo Ghivizzano, Borgo Mozzano e Castiadas si giocheranno questa gara d'andata del prima spareggio per andare in Serie D. Ovviamente è il primo turno, la vincente tra Ghivi Borgo e Castiadas incrocerà la vincente di San Michelese Ravenna, ovvero le due squadre che giocheranno questo già alle ore 16 orario canonico e sono arrivate ai vertici, a ridosso insomma dei vertici del girone Emiliano Romagnolo. Davvero gremito la tribuna del Carraia qui a Ghivizzano. Ricordiamo il Ghivizzano Borgo Mozzano, società nata dalla fusione operata nel 2012 tra le due squadre di questi due borghi adiacenti, ovvero Ghivizzano e Borgo Mozzano. Ghivi Borgo, un po' il nome che è stato coniato per questa nuova società che cerca il salto in Serie D. Davvero sarebbe un momento storico. Un attimo di interruzione semplicemente per questioni di audio, ma torniamo tra pochissimi istanti, sempre in diretta per Diretta Sport, per non perdere neanche una briciola di questo appuntamento dalla Toscana, il primo appuntamento fuori dalla Sardegna in diretta per Diretta Sport. Si sfidano Ghivi Borgo e Castiadas che stanno per fare il loro ingresso in campo. A tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in diretta su directasport.it e sardegnasport.com. Stanno per entrare sul terreno di gioco, lo fanno in questo momento Ghivi Borgo e Castiadas, le vedete in campo, accoglienza assolutamente straordinaria, nutrita anche la presenza di fedelissimi biancoverdi arrivati dalla Sardegna, diversi anche i sostenitori che risiedono in Toscana e dintorni e che non sono voluti mancare all'appuntamento di una formazione sarda con la caccia alla promozione in Serie D. Ghivi Borgo che giocherà in completo blu, non con la sua tradizionale casacca a strisce verticali bianco-rosse e pantaloncini blu in stile Atletico Madrid, che nasce proprio dalla fusione anche cromatica tra il Ghivizzano e il Borgo a Mozzano. Dicevamo in precedenza, fusione operata nel 2012 tra il club del Ghivizzano che militava in eccellenza regionale e il Borgo a Mozzano che invece militava in prima categoria, quindi una fusione che ha permesso di unire questi due borghi distanti una manciata di chilometri qui nella media valle del Serchio, una atmosfera assolutamente che è imperdibile e ci fa piacere poterla documentare in diretta su Diretta Sport. Fumogeni anche biancorossi nella porta alla sinistra della nostra postazione, alla sinistra delle telecamere di Diretta Sport. Ghivi Borgo che attaccherà da sinistra verso destra, il Castiadas invece risponderà da destra verso sinistra in maglia bianca con inserti verdi, pantaloncini verdi, calzettoni bianchi. Tra pochissimo andremo a snocciolare le formazioni, le panchine, ovviamente anche i direttori di gara con la sfida che sta per cominciare. Sul pallone ci sono Antonio Mesina ed Emiliano Melis, ovvero le due stelle del Castiadas. Emiliano Melis non ha bisogno di presentazioni, trequartista fantasista con un passato illustre nel Cagliari, poi una carriera che si è sviluppata soprattutto in terza serie, in Serie C, anche in Toscana con l'esperienza nella Pistoiese, e poi da qualche anno invece il ritorno in Sardegna. L'anno scorso proprio una sua punizione permise al Selargius di salvarsi nei play-out contro il Latte Dolce, e proprio il Latte Dolce è stato battuto dal Castiadas nella finale dei play-off di eccellenza regionale sarda. Vittoria per 6-3 del Castiadas grazie alla tripletta di Antonio Mesina al termine dei tempi supplementari. Andiamo dunque con le formazioni, con adesso il primo tema offensivo di questo match per il Ghivi Borgo, con la squadra di Pacifico Fanani, mentre sentite anche i petardi che esplodono e condiscono questa sfida. Davvero un'atmosfera elettrizzante sin dalle prime battute. Ghivi Borgo
che scende in campo con Trezza, quindi Borgia, Angeli, Cecchini, Vita, Barretta, Lelli, Sureno, Vanni, Colombi e Alfredini. Risponde il Castiadas con Puddu, quindi Orru, Boi, Volpe, Pierluigi Porcu, Massessi, Federico Melis, Alberto Usai, Mesina, Emiliano Melis e Andrea Satta. I due fuori quota del Castiadas sono Luca Orru, classe 95, Andrea Satta e un 96. Gli allenatori per il Castiadas: Giampaolo Zaccheddu, decano degli allenatori sardi. Davvero tante le esperienze del tecnico bianco-verde. Per il Ghivi Borgo l'allenatore invece è Pacifico Fanani, ex giocatore del Pontedera, del Castelnuovo Garfagnana, nonché allenatore che col Castelnuovo Garfagnana 2 anni fa ha conquistato la promozione in eccellenza. Le panchine: il Ghivi Borgo porta al fianco di Fanani, Dinelli, Carignani, Cecchetti, Dunajev, Saviozzi, Babboni e Buono. Risponde il Castiadas con Asuni, Scabras, Jaime Martinez, Fabrizio Frau Sarrizzu, Nicola Corda e Chiarelli. In attacco il Castiadas in questi primi minuti di questo primo tempo. Ricordiamo che è l'andata del primo turno degli spareggi nazionali. Sono 7 i posti in palio nel campionato di Serie D 2015-2016. Qualcuno dice in caso di passaggio del turno sarebbe certo per entrambe il ripescaggio, ma insomma sul campo la Serie D va conquistata e si parte da questa sfida in terra lucchese, con il Castiadas che deve cercare di portare a casa un risultato positivo per giocarsi nelle migliori condizioni possibile il ritorno di domenica prossima nel Sarrabus tra le mura amiche, sul sintetico, sul proprio sintetico, e che ovviamente sarà ancora una volta trasmesso in diretta da directasport.it e sardegnasport.com, come tanti altri eventi dello sport sardo. In diretta in questo momento anche la sfida di basket, campionato di Serie C, il terzultimo turno del playoff che vede impegnato il Tavoni Sassari contro il Raggi Solaris Faenza. Insomma, tanto sport sardo. Da domani anche la sfida che vale un posto in eccellenza tra Tonara e Monastir. Ma seguiamo la cronaca con il Ghivi Borgo che prova a spingere con Borgia, prova ad andare via raddoppiato, poi c'è l'intervento di Fabio Boi, forse toccato duro, rimane a terra il numero 3, fratello di Federico Boi, difensore della Nuorese che gioca in Serie D. Qui Boi rimane a terra per qualche istante, poi niente di grave per lui e riprende posizione nella fascia sinistra della retroguardia del Castiadas. Attenzione a questo pallone in verticale molto interessante per Dario Colombi, che poi però viene anticipato, interviene bene in ripiegamento Federico Melis. Caldo davvero asfissiante sin dalle prime ore del mattino su Ghivizzano, un campo in buone condizioni però molto secco, che ha recuperato un pochino di colore dopo le piogge, dopo anche le fatiche, possiamo dire così tra virgolette, della stagione. Attenzione a questa palla che viene scagliata da destra da Borgia, non interviene in maniera pulita Colombi, c'è probabilmente l'intervento della difesa del Castiadas, palla che termina in fallo laterale. L'ultimo tocco è stato dell'attaccante del Ghivi Borgo, allora si riparte con un fallo laterale in zona difensiva per il Castiadas, con Fabio Boi a incaricarsi della battuta. Spicchio alla nostra destra, insomma all'altezza della bandierina, che non è granché visibile dalla nostra postazione. Il caseggiato che ospita gli spogliatoi impedisce una visuale perfetta, ma insomma abbiamo comunque avuto modo di vedere la rimessa effettuata da Boi. Ricordiamo, qui si gioca al Carraia, un campo assolutamente caldo, campo molto stretto. Vedremo se potrà essere un fattore a vantaggio del Ghivi Borgo, che ci dicevano i tifosi e i dirigenti in questo terreno ha conquistato tanti punti pesanti, a differenza, si diceva con un po' di campanilismo, del campo di Borgo a Mozzano, dove si è giocato nella scorsa stagione. Si gioca ancora sulla fascia sinistra del Castiadas, con Fabio Boi incaricato ancora di un fallo laterale. Va a cercare lungo linea Alberto Usai, che prolunga di testa, palla che però viene intercettata da Lelli, che si gira bene, riparte all'indietro per Barretta, ex lucchese come Simone Angeli, terzino sinistro, giocatore che l'anno scorso ha conquistato la promozione in Lega Pro con la maglia rossonera. Giocatore assolutamente di categoria superiore, uno delle armi assieme a Borgia, due esterni difensivi sono sicuramente tra le armi principali della squadra di Pacifico Fanani, allenatore che, curiosità, è arrivato molto presto al Carraia, praticamente non c'era ancora nessuno, c'eravamo soltanto noi di Directa Sport, e Pacifico Fanani è arrivato forse per smaltire anche l'adrenalina, la tensione. È arrivato, ha fatto qualche giro di campo, ha assaggiato il terreno, ha preparato anche dal punto di vista organizzativo per l'arrivo delle squadre al Carraia.
che abbiamo avuto modo di scambiare informalmente qualche chiacchiera con il giovane mister del Ghivi Borgo, che adesso riparte con il rinvio dal fondo del proprio portiere, Tommaso Trezza. Completo nero per lui, maglia invece grigia, pantaloni verdi e pantaloni neri con inserti verdi per Antonio Puddo, il portiere del Castiadas, che adesso deve difendersi dalla sortita di Borgia, che prova ad andare via, cerca di liberarsi sulla destra. Veronica di Borgia che trova sulla destra Nico Lelli, che però poi non riesce a controllare questa palla, e allora la palla termina in fallo laterale e sarà ancora Boi a incaricarsi di rimetterla in gioco. Tutta esaurita la tribuna centrale, piccola tribuna centrale, circa 200 posti qui al Carraia, ma c'è anche tanta gente, come potete vedere, dietro la porta dietro le due porte, ma anche dall'altra parte. Insomma, davvero nessuno qui a Ghivizzano e dintorni ha voluto perdersi questo appuntamento storico. Abbiamo sentito nel prepartita i due dirigenti delle due squadre, insomma, parlare entrambi di appuntamento storico, di grande voglia di superare questo gradino e di giocarsi fino in fondo le chance di promozione in Serie D, in quarta serie. Castiadas che vuole raggiungere il Muravera, che ha vinto il girone unico di eccellenza, mentre il Ghivi Borgo si è dovuto accodare al Viareggio e ha superato nella playoff il Camaiore 2-0 con i gol di Vanni e Sureno, due autentici strafalcioni difensivi del Camaiore. Hanno premiato la squadra di Fanani, che ha vinto 2-0 e si è guadagnata questa sfida contro il Castiadas. Castiadas che andrà a raggiungere Nuorese, Budoni, Arzachena e Olbia. Ovviamente bisognerà attendere il verdetto poi dei playoff del campionato di Serie D, dove Budoni e Olbia sono impegnate nei playoff. Ovviamente su sardegnasport.com tutto su Budoni Ostiamare, sfida che vale per i quarti di finale dei playoff del girone G. In caso di vittoria il Budoni andrebbe al derby proprio contro l'Olbia. Insomma, grande Sardegna nel calcio di Serie D e di eccellenza, ma anche un Ghivi Borgo che vuole assolutamente questo traguardo storico, vuole il salto in Serie D e prova ad agganciarlo con questa partita in casa. Abbiamo sentito l'obiettivo per entrambe: non subire reti, in particolare per il Castiadas non subire reti. Anche pareggiare 0-0 permetterebbe di affrontare la sfida nel Sarrabus con ottime percentuali di passaggio del turno. Attenzione a questo cross da sinistra, molto pericoloso da parte di Lelli, non riesce però a controllare questa palla a Sureno. Allora poi la verticalizzazione termina in fallo laterale, non ci arriva però, non può arrivarci, anche perché era in posizione di offside il numero 7 del Ghivi Borgo. Allora il Castiadas può ripartire. Fasi di studio in questa primissima parte di primo tempo, con il Ghivi Borgo che mantiene il predominio territoriale. Un paio di volte Puddo, il portiere del Castiadas, è stato costretto a intervenire con l'uscita alta. Per il momento però nessuna conclusione verso la porta. Si gioca tantissimo sulla fascia sotto la tribuna, davanti alla nostra postazione, davanti alle telecamere di direttasport.it che vi offrono in diretta questo evento. Ricordiamo che poi l'appuntamento con Ghivi Borgo Castiadas sarà per la differita a partire da martedì, con l'appuntamento in alta qualità ovviamente su direttasport.it e sardegnasport.com, così come accade sempre per tutti gli eventi prodotti dalla web tv dello sport sardo, che ricordiamo oggi vi porta anche a Sassari con la sfida tra Tavoni e Raggi Solaris Faenza per il campionato di Serie C di basket. Ma da domani sarà possibile vedere anche la sfida che mette in palio un posto in eccellenza, quella tra Cosmoto Monastir e Tonare, che giocheranno alle ore 17 in quel di Macomer. Attenzione a Angeli che sale e porta avanti questa palla, prova a trovare in mezzo al campo Giacomo Cecchini. C'è il fallo ai danni di Sureno, uno dei giocatori di punta della Ghivi Borgo, giocatore capace di abbinare inserimenti, qualità e corsa all'interno dello scambio di Fanani. Attenzione a Borgia che si accentra col sinistro, controlla questa palla Vanni che apre il gioco ancora per Borgia, c'è spazio per Lelli, c'è il fischio però del direttore di gara, che è il signor Niccolò Pannozzo di Castelfranco Veneto. Fallo per un blocco operato da Borgia ai danni di Boi, e allora si ferma al limite dell'area di rigore questa potenziale palla gol, potenziale occasione per il
Ghivi Borgo. L'arbitro, dicevo, è il signor Niccolò Pannozzo di Castelfranco Veneto, il primo assistente è Andrea Vair di Collegno, l'assistente numero 2 Alessandro Poser di Aosta, il quarto uomo Alex Feraudo di Chiavari. Al rinvio va Antonio Puddu, palla sistemata poco oltre il limite dell'area di rigore della squadra sarda. Difende adesso la sfera Andrea Satta, classe 96 della formazione isolana. L'ultimo tocco è proprio di Andrea Satta e allora fallo laterale in favore del Ghivi Borgo con Borgia. Caldo assolutamente difficile da sostenere per i giocatori in campo, davvero si gioca in una vera e propria canicola qui a Ghivizzano, ma insomma fa parte del gioco e allora vedremo se questo potrà essere un fattore per nel corso del match. Ricordiamo, gara d'andata qui a Ghivizzano, ritorno tra una settimana a Castiadas con la regola del gol doppio in trasferta, valore doppio al gol siglato in trasferta. Attenzione a Colombi, palla che viene messa in mezzo col bancino, mette fuori Federico Melis, poi interviene Volpe in seconda battuta, ma il Ghivizzano rimane in attacco. Siamo adesso all'interno dell'area di rigore, ha spazio per liberarsi Angeli, poi c'è il destro di Sureno, palla deviata, Puddu la tiene lì, primo pericolo per il Castiadas con il destro di Sureno, palla che ha sbattuto sul volto di Pierluigi Porcu, palla che ha cambiato direzione e Puddu è stato molto bravo a recuperare la posizione, a bloccare a terra. Occasione importantissima per il Ghivi Borgo con Pierluigi Porcu che ha visto la sfera incocciare sul suo volto, sfera che ha cambiato direzione e ha rischiato di beffare Antonio Puddu. Gioco fermo adesso perché Porcu ha bisogno del soccorso dalla panchina. E come vedete il caldo costringe a un sostanziale time out, diversi gli elementi che ricorrono al rifornimento idrico, perché davvero la temperatura è assolutamente difficile da sostenere. Fasi di studio in questo primo tempo, come detto Ghivi Borgo che si fa preferire in queste prime battute, è anche comprensibile, insomma la squadra toscana a dover fare la partita, cercare di vincere questa sfida. Mentre il Castiadas può in qualche modo anche giocare almeno fino allo 0-0, giocare in contenimento per poi magari provare a pungere in contropiede con Antonio Mesina, il bomber principe di questa squadra, attaccante già nel mirino di società importanti. Vi abbiamo parlato su sardegnasport.com negli ultimi 20 giorni del forte interesse del Cagliari che lo ha sostanzialmente bloccato, anche se negli ultimi giorni si deve registrare un leggero raffreddamento di questa pista. Comunque Mesina è nel taccuino di diversi club di Serie B, vedremo poi quale sarà il suo destino, proveremo magari a capirlo anche in questo post partita. Ovviamente su sardegnasport.com nel nostro consueto specchietto sui giocatori sardi vi daremo conto. Tra l'altro qui vicino fino all'anno scorso giocava un giocatore sardo, ovvero Luca Caboni di Quarto Sant'Elena, che ha conquistato la promozione con la Lucchese dalla Serie D alla Lega Pro prima di accasarsi alla Propiacenza. Insomma, legame tra Sardegna e Toscana che permane anche in diverse persone che ci hanno confidato di fare il Cagliari sin dai tempi dello scudetto rossoblù del 1970. Davvero un'atmosfera straordinaria che ci ha accolto sin dalle prime ore di questa domenica 17 maggio a Ghivizzano. Succede abbastanza poco adesso sul prato davanti a noi, con il Castiadas che opera un'altra rimessa laterale. E varcherà adesso la linea di metà campo dopo qualche minuto in cui ha dovuto difendersi all'interno dei propri 40 metri dagli attacchi a pieno regime operati dal Ghivi Borgo. Ghivi Borgo, come detto, abbreviazione della Ghivizzano Borgo Amozzano, le due società, le due località che sono fuse nel 2012 dando vita a questa squadra della media valle del Serchio. Procede adesso ad ampie falcate Borgia che vince il duello con Satta, prova ad andare via, arriva la sovrapposizione di Sureno, sempre puntuale con gli inserimenti, poi però recupera la posizione, mette la palla in fallo laterale. Palla giocata adesso da Lelli, ha davanti a sé Borgia, riesce a trovare
Sireno, palla che però termina direttamente sul fondo, il cross del numero 8, uno dei più attivi in questo avvio. Giocatore che è andato a segno nell'ultima sfida contro il Camaiore, nel 2-0 dei ragazzi di Fanani. Il rilancio di Puddu andrà col rinvio lungo, tutto il Ghivi Borgo sistemato a ridosso del cerchio centrale di centrocampo, poi ovviamente con palla scoperta si retrocede e arriva la riconquista della sfera con Angeli, lunga gittata a cercare sulla sinistra l'intervento del compagno, c'è però l'anticipo da parte della difesa del Castiadas, Porcu che va a cercare Emiliano Melis, duetto molto buono, e poi la verticalizzazione a cercare Mesina che parte in netta posizione di fuorigioco, ravvisata dall'assistente numero 2 del signor Pannozzo. E allora si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Ghivi Borgo, a cercare subito Borgia dall'altra parte, arriva coi tempi giusti Borgia, palla che è uscita secondo l'assistente Vair. Forse il numero 2 del Ghivi Borgo era anche riuscito a tenere in gioco questa palla con grande qualità, grande velocità. Insomma, decisione però dell'assistente di linea è per il fallo laterale in favore dei sardi. Allora non si discute, si va a cercare Mesina che di testa prolunga per Alberto Usai, il duetto tutto volante tra l'ex giocatore del Cagliari e il possibile futuro giocatore del Cagliari. Attenzione perché Angeli sbaglia l'intervento, Mesina si può lanciare verso la porta, tenta un inspiegabile pallonetto, era totalmente solo Mesina, aveva tantissimo spazio per calciare e per andare avanti, ha deciso di calciare. Qui la scelta di Mesina è stata sicuramente sbagliata, si è fatto prendere dalla foga, dall'eccessivo appetito Mesina e ha sciupato una potenziale palla gol. Il numero 9 del Castiadas, bomber principe di questa formazione allenata da Giampaolo Zaccheddu. E allora il primo squillo del Castiadas arriva con il pallonetto fuori misura dal limite dell'area di Mesina, che però aveva tantissimo spazio per andare in porta. Attenzione alla risposta con Vanni, il pallone che viene giocato ancora con un pallonetto mancino, stava per diventare un cross. Non c'è però la respinta, il tiro da fuori area da parte dei mediani del Ghivi Borgo. E allora la palla termina sul fondo, sarà ancora rinvio per Puddu, botta e risposta tra Ghivi Borgo e Castiadas, partita che prova ad accendersi. Attenzione a questo attacco del Ghivi Borgo, ancora con Borgia attivissimo, cercato moltissimo sulla destra, guadagna un calcio d'angolo, il numero 2, gran partita finora del numero 2 del Ghivi Borgo. Si riparte dunque con un calcio d'angolo, non vediamo onestamente dalla nostra postazione l'incaricato di battere. Palla che spiove in aria, è invitante, leggermente troppo alta per tutti, con la sfera che termina dalla parte opposta in fallo laterale. Leggermente troppo alto il cross di Sireno, numero 8, che ha toccato tante palle, si gioca molto sulla catena di destra del Ghivi Borgo, con il Castiadas che difende con la sua catena mancina, ovvero quella formata da Boi e Satta. Numero 11, classe 96 del Castiadas, è uno dei due fuori quota assieme a Orru, il numero 2, terzino destro. Ghivi Borgo che schiera invece con il classe 95 Trezza in porta, poi c'è anche con numero 6 il 95 Barretta e quindi il 94 Lelli e il numero 11 il 96 Alfredini. Fallo adesso sulla tre quarti ai danni di Emiliano Melis, che prova a liberarsi sulla tre quarti accentrandosi sul mancino. C'è un calcio di punizione, attenzione a questa soluzione che può essere provata da Emiliano Melis col suo piede sinistro, proprio una sua punizione l'anno scorso salvò il Selargius contro il Latte Dolce nel derby dei play-out del campionato di Serie D. Emiliano Melis che poi ha deciso di lasciare il Selargius
Parte il mancino di Melis, palla bassa che rimbalza davanti a Trezza, riesce ad addomesticarlo. Attenzione perché rimane in attacco il Castiadas con Mesina, spalle alla porta, deve girarsi, 2 avversari su di lui, si libera bene. C'è però l'intervento molto pulito da parte della difesa del Ghivi Borgo, il rilancio per una zona dove non ci sono maglie blu. E allora Orru può ripartire. Ottimo intervento da parte di Angeli. Allora gioca Puddu. Adesso pensa al rinvio lungo, poi però c'è il pressing, l'accenno di pressing ai danni del centrale del Castiadas Massessi. E allora il rilancio trova però la respinta da parte della difesa del Ghivi Borgo. Già di nuovo in possesso il Castiadas. Questa volta sembrava partito coi tempi giusti Mesina, e però viene però rilevata la posizione di fuorigioco dall'assistente Poser di Aosta. Fallo adesso in zona d'attacco da parte del fischiato contro il Ghivi Borgo, quindi Castiadas può ripartire. C'è però, attenzione, la palla che viene scodellata e quindi verrà restituita dal Ghivi Borgo, non c'era stata irregolarità. Palla restituita dai toscani al Castiadas, palla recapitata tra le mani di Antonio Puddu, che può andare al rilancio. Si fanno sentire adesso i tifosi del Ghivi Borgo assiepati dietro la porta in questo momento, in questo primo tempo, difesa da Trezza. Serie di punizioni, una per parte, botta e risposta, si gioca abbastanza poco, centrocampo che viene spesso saltato da entrambe le compagini, con le due difese che però per il momento hanno assolutamente avuto la meglio sui 2 attacchi. Mesina è l'unico terminale offensivo del Castiadas, mentre davanti nel Ghivi Borgo ci sono Vanni e Colombi che tengono impegnati Porcu e Massessi, con Alfredini che però si fa vedere con buona costanza dalle parti soprattutto di Orru, quindi sulla fascia sinistra d'attacco del Ghivi Borgo. Attenzione a Angeli che trova in verticale l'ottimo inserimento di Cecchini, deve però girarsi sull'out sinistro, poi non riesce a tenere la palla in campo. Fallo laterale per il Castiadas. Non tantissima la qualità in questa prima metà di primo tempo, con il Ghivi Borgo che prova a trovare gli inserimenti soprattutto delle due mezzali. Difende bene però sulla palla scoperta il Castiadas, riesce a retrocedere senza abbassarsi troppo. Alla fine i pericoli per Puddu sono arrivati su un paio di traversoni che però hanno trovato il portiere isolano pronto. Emiliano Melis viene indietro a prendersi la palla, prova ad impostare, c'è la verticalizzazione di prima da parte di Alberto Usai che però non trova compagni. Allora Trezza senza problemi può entrare in possesso della sfera. Alberto Usai, classe 89, cresciuto nel vivaio del Cagliari, nato come trequartista, come elemento offensivo. Nei primi anni di carriera giocava anche da seconda punta, poi col tempo è retrocesso in mediana mezzala di grande qualità. Gran gol per lui contro il Latte Dolce nel finale playoff che il Castiadas ha disputato contro i sassaresi. Il Latte Dolce che aveva battuto il Ploaghe grazie a un gol allo scadere dei tempi regolamentari per 1-0, mentre il Castiadas si era qualificato senza giocare perché il Lanusei, quinto in classifica del girone sardo, è già approdato in Serie D grazie alla cavalcata che l'ha portato alle semifinali della Coppa Italia di categoria. Attenzione a questa verticalizzazione di Emiliano Melis a cercare Federico Melis, intercettato il pallone da Angeli e allora rimessa laterale all'altezza della tre quarti offensiva per i sardi biancoverdi che possono battere con Orru. In possesso della sfera Federico Melis, pasticcia un po' col pallone, riesce però a rimanere in possesso, se ne va in bello stile. Attenzione ad Alberto Usai, palla bassa in mezzo, rimbalza forse anche in maniera irregolare, terreno che abbiamo detto leggermente gibboso, molto secco ma comunque in discrete condizioni. Per qualche istante è sembrato poter danneggiare
e ingannare la difesa del Castiadas, che riparte con Boi, che può varcare per la prima volta la metà campo, prova ad andare via, fermato in bello stile, in grande efficacia da parte di Cecchini, rimane a terra Boi, riparte Lelli, si accende adesso la sfida, rimane a terra Boi, leggermente dolorante. Nessun problema però per il numero 3 che si rialza con andatura claudicante, continua a giocare e giustamente il Gavizzano, attenzione al colpo di testa di Colombi, palla che termina di 1 metro circa alla sinistra della porta, difesa da Vanni, ha continuato a giocare giustamente il Ghivi Borgo, perché comunque la palla e il tema offensivo si era sviluppato dalla parte opposta rispetto alla posizione del terzino sinistro del Castiadas, rimasto a terra dopo il regolarissimo duello con Cecchini. Ottima l'interdizione del numero 4 che è intervenuto davvero splendidamente in tackle, facendo ripartire la manovra del Ghivi Borgo. Si riparte con il rinvio di Puddu, che è sembrato controllare il colpo di testa, la spizzata di Colombi, bravo a colpire di testa sul cross dalla sinistra. Partita che va a fiammate, meglio il Ghivi Borgo nel complesso. Castiadas che si è fatto vedere con un paio di sortite, prima su una palla sporca raccolta da Mesina, che però non è stato lucido nel controllare, nel fare qualche passo in avanti, entrare in area di rigore, aveva davvero tanto spazio, ha preferito colpire con un pallonetto, mandare la palla però molto alta sopra la traversa. Poi poco fa Alberto Usai ha trovato il break, ha messo in mezzo un cross basso insidioso, ha liberato però molto bene la difesa del Ghivi Borgo. Due le conclusioni invece dei toscani, con una conclusione da fuori che ha sbattuto sul volto di Porcu ma non ha ingannato Puddu, bravo nella presa a terra, e poi poco fa Colombi abile a spizzare il cross da sinistra, palla che però è terminata fuori di pochissimo. C'è fuorigioco adesso di Emiliano Melis, parte leggermente in ritardo sul filo del fuorigioco, oltre anzi il filo del fuorigioco, sulla verticalizzazione di Massessi, e allora si riparte con Sireno che sventaglia a sinistra per Angeli, 37enne, terzino sinistro, giocatore che l'anno scorso ha ottenuto la promozione con la promozione in Lega Pro con la maglia della Lucchese, tornata tra i professionisti dopo il calvario post fallimento. La squadra rossonera che ha riconquistato la terza serie, ha conquistato quest'anno la salvezza non senza difficoltà. Attenzione al Ghivi Borgo, siamo all'altezza del vertice sinistro dell'area, prova ad andare via Cecchini, cross col sinistro, c'è calcio d'angolo, interviene in tackle Federico Melis e si ripartirà con il tiro dalla bandierina, stavolta dalla parte opposta rispetto alla precedente occasione, che non aveva trovato l'appuntamento con i saltatori. Sono 5 gli uomini del Ghivi Borgo in aria, palla leggermente bassa, colpo di testa e gol! Il Ghivi Borgo è in vantaggio, il gol del vantaggio arrivato con Vita, colpo di testa sul primo palo da parte di Vanni, è arrivato sul secondo palo a botta sicura Vita e il Ghivi Borgo passa in vantaggio. Dunque si sposta l'inerzia di questo match con Vita che al 30° del primo tempo porta in vantaggio il Ghivi Borgo. Ghivi Borgo 1, Castiadas 0, il gol da 2 passi da parte di Vita, che è arrivato a correggere in rete il primo colpo di testa di Vanni, con la difesa del Castiadas tagliata fuori dalla l'incornata del numero 9 sul primo palo, e allora cambia adesso il punteggio. Ghivi Borgo 1, Castiadas 0, il gol di Vita, il numero 5. Colpo di testa davvero che più facile non si può. E allora adesso seguiamo la reazione del Castiadas con Emiliano Melis da destra, il cross mancino in area di rigore, non può arrivare Mesina, viene sbilanciato quel tanto che basta per impedire al numero 9 di intervenire sulla sfera. Tutto regolare, allora Sireno può ripartire, il gioco corto su Cecchini, gioca ancora molto bene con Raimondi che viene indietro, l'appoggio è ancora per Cecchini, numero 4 che imposta dalla posizione di mezzala a sinistra, l'appoggio a sinistra per Alfredini che prova ad andare via, salta in dribbling Federico Melis, non però Orru che può ripiegare, trova anche il
dialogo con Melis in disimpegno, poi però il Givi Borgo riconquista per un attimo la sfera con Angeli, c'è il fallo ai danni di Federico Melis, allora può respirare il Castiadas che però adesso deve recuperare una rete di svantaggio, rete che è arrivata sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra, ha tagliato sul primo palo molto bene Vanni, spizzando questa palla che è diventata invitante per Vita, abile sotto porta a appoggiare in rete il gol dell'1-0. Manovra il Givi Borgo che prova adesso a rilanciare, ovviamente adesso cambia totalmente il tema del match con il club di casa che può amministrare, può magari anche sfruttare qualche spazio, vedremo se il Castiadas cambierà il suo atteggiamento che nella prima mezz'ora è stato di attesa sostanziale a ridosso della propria tre quarti, con il tentativo poi di innescare Melis, in particolare Mesina, ma insomma pochi spazi per i sardi che adesso devono difendersi da un'altra sortita di Borgia. Davvero gran partita da parte del numero 9, attenzione a Cecchini che mette in mezzo, interviene in ottima diagonale difensiva Boi che spazza, poi riparte il Castiadas che gioca da dietro con Federico Melis, l'appoggio per Satta che va in verticale da Emiliano Melis, un tocco di troppo da parte del numero 10 che viene fermato da Alfredini, fermato, attenzione a questo taglio molto buono da parte di Sireno, il taglio in profondità era stato di Vanni che però viene fermato in posizione di fuorigioco, non è convinto il numero 9 che ha anche sbattuto poi su Puddu che è andato in uscita bassa, non si è fermato il numero 9, rimane a terra dolorante Puddu, ma non ci sono problemi per il portiere che adesso rimane leggermente dolorante all'interno della propria area di rigore. Si ripartirà con il calcio di punizione dalla tre quarti difensiva del Castiadas, la battuta sarà di Pierluigi Porco, uno dei senatori di questo Castiadas, arrivato dal Selargius l'anno scorso l'avventura in Serie D. Intanto adesso c'è a terra Orru, il numero 2 del Castiadas, non abbiamo visto se abbia subito una botta o se invece ci sia stato un problema magari anche di calo di pressione dovuto al caldo, non abbiamo visto contatti tra i due anche perché il gioco era fermo. Tra il numero 2 che adesso viene soccorso dalla panchina, non sembrano esserci però troppi problemi per il numero 2 del Castiadas, davvero fa caldissimo, tutti i giocatori del Givi Borgo li vedete adesso in questo momento andare dalla panchina, andare a fare quasi un time out, stessa cosa dicasi per quelli del Castiadas, davvero difficile tenere ritmi alti, davvero difficile tenere e giocare con continuità. Si riparte con il calcio di punizione che sta per battere Pierluigi Porcu col destro. Ovviamente deve attendere la ripresa del gioco Orru che adesso esce, si siede anche in panchina ed ora potrebbe esserci il primo cambio per il Castiadas che riparte in 10 uomini. Vedremo quale sarà la mossa di Zaccheddu. È pronto col numero 13 Cabras, classe 95, dunque sembra non farcela Orru. Sembra non farcela il numero 2, vedremo poi nel post partita quale problema abbia accusato. Adesso il cartellino giallo per Fabio Boi che sta patendo tantissimo contro Borgia. Borgia, il numero 2 del Givi Borgo, davvero sta facendo una partita straordinaria. Adesso sì, arriva il cambio dentro, dunque Cabras al posto di Orru, non cambia nulla dal punto di vista tattico, terzino destro al posto di un terzino destro, dunque Cabras classe 95 deve prendere il posto anche per regolamento dell'altro 95 Orru, quindi esce al minuto 36. Il primo cambio di questo match, cambio forzato per Giampaolo Zaccheddu, dunque non si mette bene per il Castiadas, attenzione a questa palla in aria, rischia tantissimo il Castiadas, palla che ha rimbalzato in maniera velenosa, non è riuscito però a calciare Colombi e allora c'è calcio d'angolo, altra
opportunità per il Ghivi Borgo, che sta davvero serrando le fila, sta cercando il gol del raddoppio in chiusura di primo tempo. Calcio d'angolo dalla stessa Mattonella, dal quale è scaturito il gol del vantaggio. Sulla palla c'è Sireno, davanti a sé per lo scambio corto Angeli, potrebbe calciare col sinistro dopo il passaggio Angeli, ma va direttamente in porta Sireno. Palla velenosa sul primo palo, messa fuori dal Castiadas, prova a ripartire Alberto Usai, che però non trova l'impatto con la sfera, viene fermato in fallo laterale. Allora prima palla giocata dal nuovo entrato Cabras con le mani, e la rimessa lunga a cercare Emiliano Melis, non può controllare, può spazzare senza problemi Vita, l'autore del vantaggio del Ghivi Borgo. C'è il fallo adesso da parte di Vanni e Colombi, che sono arrivati a stagione in corso nel mercato di riparazione. 11 gol per parte, trascinatori nella seconda parte di stagione del Ghivi Borgo, che ha cambiato qualcosina rispetto al mercato attenzione Emiliano Melis, che viene fermato, si trattava di Alberto Usai. Palla che viene giocata da Fabio Boi fallosamente, ancora un fallo ai danni di Lelli. Allora calcio di punizione in favore del Ghivi Borgo. Siamo in chiusura di questo primo tempo, 38 minuti sul cronometro, ci sarà almeno un minuto di recupero, viste le interruzioni per soccorrere i giocatori infortunati, oltre al cambio che ha visto Zaccheddu, l'allenatore del Castiadas, inserire il classe 95 Cabras al posto dell'infortunato classe 95 anch'egli Orru. Il rilancio di Antonio Puddu, che è dovuto capitolare con il gol siglato da Vita. Colpo di testa facile per il numero 5. Adesso deve spazzare in qualche modo Boi, che sta soffrendo tantissimo su questa fascia davanti alle nostre telecamere, sta soffrendo tantissimo per provare ad arginare soprattutto il numero 2 Borgia, che si giova della sua grande capacità di corsa, della sua qualità, ma anche degli spazi che gli vengono lasciati dal numero 7 Lelli, che viene dentro il campo e lascia al numero 2 tanto spazio per arare la sua fascia di competenza, come in questo caso, dove prova a trovare l'1-2 proprio col numero 7. Interviene però in un primo momento Alberto Usai, fermato da Sireno. Gran partita anche da parte del numero 8, che si sta confermando giocatore di grande sostanza. La manovra adesso si apre per il Ghivi Borgo, con Angeli che cerca il cross dopo aver controllato, cross in corsa che però non arriva, perché la palla forse rimbalza anche in maniera non perfetta. Palla che termina direttamente sul fondo. L'appoggio per Federico Melis, attenzione al Castiadas in attacco, palla che spiove in area di rigore. Emiliano Melis protesta in maniera animata, un contatto, si sono leggermente agganciati Borgia ed Emiliano Melis. Non c'è nulla però, secondo il signor Pannozzo, chiedeva a gran voce il calcio di rigore il numero 10 della Castiadas. Allora attenzione al Ghivi Borgo in attacco, posizione regolare per Vanni, che deve però girarsi, andare sul destro, aspettare i rifornimenti. Deve lottare contro Alberto Usai, prova ad andare via Vanni con grande caparbietà, riesce a mettere in mezzo, palla respinta. Attenzione ancora all'insistenza da parte di Cecchini, che però perde il duello, poi prova a intervenire all'indietro Mesina, che conquista il fallo di Angeli, il 37enne terzino sinistro del Ghivi Borgo. Fallo da parte dell'ex lucchese. Allora calcio di punizione verrà battuto ancora da Pierluigi Porco, che chiama i suoi compagni a salire, a occupare la metacampo toscana. Castiadas che non riesce però a dare continuità alla propria spinta, troppo impreciso nella metacampo avversaria il Castiadas. Grande densità, grande capacità anche di raddoppiare, di accorciare, di rimanere compatto da parte del Ghivi Borgo, che sta davvero difendendo in maniera ottimale il suo vantaggio, e quando arriva dal suo tridente si dimostra sempre molto velenoso. Castiadas costretto adesso a buttare la palla in avanti con Alberto Usai, che arriva fino
alla retroguardia per giocare questa palla, poi però la sua verticalizzazione verso Emiliano Melis non è precisa, troppo isolati Mesina e Emiliano Melis in questa fase di chiusura del primo tempo, risultato di 1-0, ricordiamo la rete siglata da Vita, il numero 5, centrale difensivo del Ghivi Borgo, che ha messo dentro il più facile dei tap-in dopo il colpo di testa di Colombi sul primo palo. Palla prolungata, tagliato fuori nettamente la retaguardia del Castiadas, che adesso deve guardarsi dall'attacco di Cecchini, che come sempre si allarga a sinistra, scarica all'indietro per Angeli, ottimo cross di prima intenzione, messo fuori da Massessi, che trova Alberto Usai, il playmaker di questa squadra, che prova ad andare via, prova a conquistare campo Alberto Usai, deve però liberarsi di 3 uomini, lo fa molto bene girandosi sul destro, elude il pressing, scarica per Satta, che trova Melis in profondità per Mesina, l'appoggio ancora a destra per Cabras, che però va in sovrapposizione. Il cross di Federico Melis sul secondo palo, dove però non trova Emiliano Melis, che aveva tagliato invece al centro dell'area piccola. Cross troppo lungo, Trezza può intervenire senza troppi problemi e bloccare questa sfera, anzi lasciarla scorrere sul fondo e ripartire con il rinvio. Ghivi Borgo in vantaggio quando ci avviciniamo alla fine del primo tempo. (41esimo minuto in questo primo tempo), il rinvio per il calcio di punizione dalla difesa per il Castiadas, con Alberto Usai che apre a sinistra con grande tranquillità per Fabio Boi, cerca la verticalizzazione per Mesina, che sperava nell'intervento errato da parte di Vita. Non c'è però l'errore da parte, anzi, di Barretta, e il Castiadas per poco non ne approfittava con questa verticalizzazione che stava trovando Vanni sul filo del fuorigioco tutto solo. Attenzione a Satta che va in verticale per Emiliano Melis, che salta il portiere e trova il pareggio del Castiadas, il gol della formazione bianco-verde, il pareggio firmato proprio dal numero 10, da Emiliano Melis. L'esultanza sotto la nostra postazione, è partito in posizione regolare Emiliano Melis, ottimo il servizio in verticale di Satta. Mesina rientrava da posizione di fuorigioco, posizione che era divenuta ovviamente passiva, regolare, almeno a giudizio dell'assistente numero 2 Poser, la posizione di Emiliano Melis, ed è un gol che pesa tantissimo questo per il Castiadas, perché davvero adesso la partita è sull'1-1, adesso l'inerzia è di nuovo dalla parte del Castiadas. E il Ghivi Borgo, che si era fatto assolutamente preferire in questo primo tempo, subisce questa doccia fredda del pareggio proprio al 42esimo minuto del primo tempo. Dunque a Vita ha risposto l'uomo di maggior talento, l'uomo di maggior personalità assieme a Pierluigi Porcu del Castiadas, ovvero l'ex Cagliari Emiliano Melis, ex Cagliari, ex Torres, ex Pistoiese, giocatore insomma che ha avuto una carriera di davvero ampio respiro e alto livello, e non ha tradito, a tu per tu con Trezza, pallonetto morbido in caduta, palla che ha rotolato lentamente nella porta ormai sguarnita del Ghivi Borgo. Dunque è cambiato il punteggio al 42esimo, 1-1 tra Ghivi Borgo e Castiadas. Beffa per la formazione toscana, grande esultanza anche della comitiva isolana che è assiepata alla sinistra della nostra postazione, a sinistra delle nostre telecamere. Ovviamente il nostro saluto va anche agli amici che ci seguono da Piazza Sardegna a Costa Rey, che ci seguono in grande quantità, con grande entusiasmo, e ovviamente li ringraziamo. Un saluto anche a tutti quelli che non sono qui al Carraia ma ci seguono dalle abitazioni di Ghivizzano e anche di Borgo a Mozzano. Adesso c'è il fuorigioco fischiato, rilevato in ritardo, fuorigioco di Mesina, e comincia a protestare il pubblico del Carraia, che ritiene che il gol di Emiliano Melis sia arrivato in posizione irregolare. Lo vedremo ovviamente nella nostra riproposizione di Diretta Sport, sia questa sera sia ovviamente
nella settimana che porterà poi al match di ritorno, ma seguiamo la cronaca in diretta. Prova a reagire il Ghivi Borgo con Cecchini, gran partita anche la sua, gran partita io direi del Ghivi Borgo in questo primo tempo, davvero l'unico neo è stata la disattenzione in occasione del pareggio. Attenzione a questo cross, Vita non cerca neanche il salto, ma attenzione a questa possibilità fuori area per Alfredini, la palla è giocabile, no, c'è posizione di fuorigioco, sbandiera Poser, posizione di offside, rimane a terra adesso al limite della propria area di rigore un giocatore del Castiadas, si dovrebbe trattare di Massessi, il numero 6 della formazione bianco-verde. Ovviamente il pareggio è stato Scocca adesso il 45esimo del primo tempo, dunque vediamo la segnalazione del recupero, non abbiamo visto per il momento la segnalazione da parte del signor Pannozzo, calcio di punizione che viene battuto da Puddu, palla che ricade nella tre quarti del Ghivi Borgo, messa fuori da Angeli che anticipa senza problemi Federico Melis, rimessa che però è del Castiadas. Siamo nel recupero di questa sfida tra Ghivi Borgo e Castiadas, ricordiamo al gol siglato da Vita, ha risposto Emiliano Melis. E allora 1-1, davvero grande spettacolo in diretta su directasport.it, su sardegnasport.com, davvero lo sport sardo, il calcio sardo in diretta sui nostri schermi. Attenzione al colpo di testa, difende Alberto Usai, prolunga a cercare Emiliano Melis, c'è il fallo da parte di Sireno che interviene spingendo il numero 8 del Castiadas, duello tra i due numeri 8 in campo, Sireno e Alberto Usai, due tra i migliori in campo direi senza timore di smentita. Alberto Usai ha preso in mano la squadra giocando tanti palloni anche nel momento di maggior difficoltà del Castiadas, mentre Sireno si è confermato giocatore di gran personalità in mezzo al campo, cercando anche la conclusione da fuori. Attenzione a Borgia che interviene con grande energia ed efficacia su Satta, che ha avuto il merito di trovare Emiliano Melis servendogli l'invitantissima palla del pareggio. Bravissimo Emiliano Melis a entrare coi tempi giusti, sfruttando anche il movimento a rientrare dalla posizione di offside di Antonio Mesina. Il rilancio da parte di Sireno, palla controllata da Porco, rilanciata, Satta appoggia all'indietro per Usai che prova la verticalizzazione per Mesina, anticipato con grande personalità e grande freddezza da parte di Vita, che trova dunque il proprio portiere all'indietro. Allora riparte il Ghivi Borgo, ultimissimi istanti di primo tempo, fischietto in bocca per il signor Pannozzo. Finisce qua il primo tempo tra Ghivi Borgo e Castiadas Alcarraia. Il risultato dopo i primi 47 minuti di gara è di 1-1 tra Ghivi Borgo e Castiadas. Al gol di Vita ha risposto Emiliano Melis. Noi ci fermiamo per l'intervallo di questa sfida, torneremo tra poco magari anche con qualche ospite durante l'intervallo e ovviamente per raccontarvi i secondi 45 minuti più recupero di questa sfida d'andata del primo turno dei playoff che valgono un posto in Serie D. A tra poco. Di nuovo in campo Ghivi Borgo e Castiadas. Sta per cominciare il secondo tempo di questa gara d'andata del primo turno. Gli spareggi nazionali di eccellenza. In palio c'è la qualificazione all'ultimo turno, alla fine del quale decreterà le 7 formazioni
che saliranno in Serie D dall'Eccellenza. Qualcuno dice in caso di superamento di questo turno, sia del Castiadas o del Ghivi Borgo, sarebbe sicurezza del ripescaggio. Abbiamo sentito a microfoni spenti un po' le varie dirigenze e si sono dette tutte molto molto tranquille circa un ripescaggio in caso di superamento di questo primo turno. Ma insomma, sul campo bisogna conquistare questa promozione in quarta serie. Per il momento il punteggio sorride al Castiadas, che era andato sotto per effetto del gol di Vita. Il pareggio di Emiliano Melis, bravo a sfuggire sul filo del fuorigioco, sfruttare il movimento a rientrare dalla posizione di offside del centravanti Mesina. Emiliano Melis poi ha avuto davvero grande freddezza, grande qualità nel battere con un pallonetto il portiere del Ghivi Borgo. Trezza, si riparte. Ricordiamo che nel primo tempo il Castiadas ha dovuto operare una sostituzione forzata. L'infortunio non abbiamo capito di che natura, se c'è stata una botta a palla lontana o se invece magari un calo di pressione dovuto al gran caldo che accompagna questa sfida. Insomma, Orru ha dovuto lasciare il campo. Il classe 95 è stato rilevato dall'altro classe 95 del Castiadas, ovvero Cabras, che ha preso il suo posto sulla destra difensiva della formazione isolana. Lancio lungo, mette fuori Pierluigi Porcu, che trova il palleggio di Alberto Usai. Tanto spazio per impostare per il numero 8 del Castiadas. Apre a destra per Federico Melis. Ancora Alex Selargius, l'anno scorso in Serie D con la formazione granata. Mette fuori Vita, poi interviene in un secondo momento Angeli, che l'anno scorso, ricordo, ha conquistato la promozione con la maglia della Lucchese, dove giocavano due giocatori sardi, ovvero Mattia Floris, giovane centrocampista di ottima qualità, in forza alla Lanusei, che ha conquistato già la promozione in Serie D, e poi Luca Caboni, esterno offensivo, che ha disputato davvero una grande stagione al Porta Elisa di Lucca con la squadra rossonera. Poi ha lasciato il club toscano per accasarsi alla Pro Piacenza. Giocatori che ovviamente potete seguire su sardegnasport.com, il grande spazio per i sardi in giro per il mondo. Ghivi Borgo che deve cercare il gol per riportarsi in vantaggio, per rendere meno duro di quanto già non sia il ritorno in terra isolana. Castiadas che deve cercare di difendere il pareggio. Attenzione all'intervento con la mano di Massessi, che si prende anche il cartellino giallo, giusto, perché l'intervento è stato assolutamente volontario nel tentativo di anticipare Alfredini sulla tre quarti. Allora calcio di punizione in favore del Ghivi Borgo, posizione pericolosa. Occhio a Angeli, il capitano, che si propone all'altezza in linea, insomma, più o meno con la posizione della sfera, sulla quale c'è Sireno, e Puddu che va a sistemare una barriera a tre formata da Sata, Federico Melis e Alberto Usai. Alberto Usai primo uomo in barriera. Emiliano Melis adesso va a redarguire i propri compagni, va a sincerarsi che la retroguardia sia piazzata all'altezza e non più indietro del limite dell'area, per provare a mettere in fuorigioco gli avanti del Ghivi Borgo. Sulla sinistra c'è Angeli, vediamo se Sireno andrà direttamente in porta, probabilmente sì. Parte Sireno col destro, palla che gira, termina di 1,5 metri alla destra di Puddu. Nessun problema però per il portiere sardo, che ha controllato senza problemi l'uscita della sfera. Puddu, che tra l'altro ha un cognome ben noto qui nei dintorni. Ci ricordavano nell'intervallo che una famiglia Puddu esiste e vive da anni qui a Borgo a Mozzano, con Pier Giorgio Puddu. Anni è stato il patron del gruppo sportivo Borgo a Mozzano, una delle due componenti del Ghivi Borgo, prodotto della fusione operata nel 2012. Insomma, come dicevamo già nel primo tempo, tanta Sardegna anche oggi qui a Ghivizzano, con tanti sostenitori anche del Cagliari, retaggio dell'epopea d'oro scudettata della formazione isolana. Tante persone che ci hanno fermato elogiando la Sardegna, elogiando le bellezze dell'isola. È davvero stato un piacere sbarcare qui nella Valle del Serchio e vivere e farvi vivere in diretta su directasport.it e sardegnasport.com questo appuntamento, l'andata della sfida tra Ghivi Borgo e Castiadas. Ritorno, ricordiamo, tra una settimana, sempre in diretta davanti alle nostre telecamere da Castiadas. Ghivi Borgo che ha cominciato il secondo tempo come aveva condotto il primo. Attenzione a Mesina che scappa sul filo del fuorigioco, posizione defilata, il problema di girarsi, palla sul destro, tiene a distanza col braccio Barretta.
Attenzione ancora a Mesina, tende rinforzi, arrivano con Federico Melis, Mesina non cede però il pallone, finisce per perderlo, interviene in ripiegamento molto bene, con grande esperienza Angeli, che poi viene fermato da Federico Melis. C'è il fallo da parte fischiato dal signor Pannozzo, e allora calcio di punizione per il Ghivi Borgo in posizione offensiva. La palla in profondità adesso per Lelli, che prova ad andare via, cede all'indietro, perde il pallone però il Ghivi Borgo, poi c'è Borgia con un grande intervento, ma attenzione perché ha spazio il Castiadas, il filtrante di Melis, a cercare Mesina che si era proposto coi tempi giusti. Ottimo però l'intervento di Barretta, classe 95, difensore della Ghivi Borgo, anche lui con un passato nella Lucchese. Il tentativo adesso di riconquista della sfera da parte di Federico Melis, c'è il fallo laterale per il Ghivi Borgo che deve imporre il proprio gioco, un po' di difficoltà nel raggiungere l'area di rigore del Castiadas che dopo il pareggio ha preso fiducia, si è risistemato un po' come aveva fatto ad inizio gara. Attenzione perché qui Vanni rischia di rubar palla a Pierluigi Porcun, un po' di eccesso di confidenza da parte del difensore, dell'esperto difensore ex Torres, Tempio, Villa Cidrese, tra le altre, e Selargius nella scorsa stagione. Il rinvio di Puddu, palla che ricade all'altezza della tre quarti difensiva del Ghivi Borgo, interviene di testa Sireno, poi Federico Melis a duello, nessuno prende la palla tra il numero 4, anzi si trattava di Volpe, chiedo scusa, Volpe e Federico Melis che hanno la capigliatura rossa sostanzialmente identica, a volte è difficile riconoscerli. Succede ancora poco in questo secondo tempo. Ancora il gioco per Sireno, al dietro per Angeli, ancora il duetto del numero 3 e il numero 8, esce dalla fascia sinistra Angeli, trova molto bene Lelli, attenzione a Lelli che va sul destro, apre per Borgia, vediamo se il numero 2 riuscirà ancora ad essere efficace come nel primo tempo. Cross troppo lungo, sbagliato, palla che termina sul fondo dalla parte opposta. Lungo rilancio adesso ancora per Puddu, Ghivi Borgo che sfruttando anche le ridotte dimensioni del terreno di gioco riesce a pressare alto e quindi i portieri, i difensori centrali faticano a cercare la mediana. Attenzione perché la posizione sembrava regolare da parte di Mesina quando scocca il quarto minuto di gioco. Fuori gioco del numero 9, Mesina che gioca sul filo del fuorigioco, sempre molto velenoso. Il numero 9 di Dorgali, proprietà Budoni, quest'anno una stagione strepitosa, oltre 30 gol con la maglia del Castiadas, 3 reti nel playoff, nella finale playoff contro il Latte Dolce, 3 reti nel 6-3 con cui il Castiadas ha staccato il pass per questa sfida in terra toscana. Attenzione al tocco troppo lungo da parte di Sireno per Borgia. Troppo lungo il servizio per Borgia che si era proposto coi tempi giusti, davvero una spina nel fianco il numero 2 del Ghivi Borgo per il Castiadas con Fabio Boilt, il numero 3 del Castiadas, il terzino sinistro che ha sofferto davvero tanto nel primo tempo. Poi però ha preso le misure, il Borgia ha faticato nella parte finale del primo tempo a trovare spazi. Castiadas che ricordiamo ha pareggiato al 42esimo del primo tempo, il vantaggio firmato da Vita con il tocco sotto misura sulla rifinitura di Colombi da azione di calcio d'angolo. Ghivi Borgo che mantiene nettamente il possesso della sfera, Castiadas che aspetta, si fa pericoloso con Mesina che va sempre in profondità sul filo del fuorigioco, servizio servito in rifinitura da Alberto Usai
e da Emiliano Melis, anche se in occasione del gol il servizio è stato il numero 11 Satta, che parte da sinistra. Si scaldano 4 elementi della panchina del Castiada, sono tutti gli elementi a disposizione di Zacchedo, perché uno è entrato, ovvero Cabras, nel primo tempo, l'altro il secondo portiere Asunis. Attenzione al Ghivi Borgo, palla che viene scagliata in area di rigore, poi viene messa fuori però con tranquillità dal Castiadas. Colpo di testa ancora Boi che protegge l'uscita della sfera. Fallo laterale in favore dei sardi. 7 minuti sul cronometro, risultato 1-1 tra Ghivi Borgo e Castiadas. È il secondo tempo di questo primo turno degli spareggi nazionali che valgono la promozione in Serie D. Il ritorno, ricordiamo, il 24 maggio, tra una settimana esatta, in casa del Castiadas, quindi nel Sarrabus, un appuntamento che ovviamente potrete seguire come questo di oggi in diretta su Diretta Sport. Attenzione alla sortita di Angeli che perde la sfera, se la allunga e commette fallo su Volpe, il numero 4 del Castiadas, che gioca a fare da frangiflutti davanti alla propria difesa. Gioca molto bene in contenimento, offrendo ai giocatori con più qualità, ovvero Emiliano Melis e Alberto Usai, la palla da giocare poi al servizio di Mesina. Adesso Mesina, Emiliano Melis e Federico Melis sono sistemati sulla stessa linea, praticamente un 4-2-4 adesso quello del Castiadas in fase di possesso, con Volpe e Alberto Usai in mezzo al campo, Melis e Mesina centrali con gli esterni, Federico Melis a destra e Satta sulla sinistra. Poi in fase di non possesso c'è Satta che va a sistemarsi, Satta e Melis vanno a sistemarsi in linea in un 4-4-2 classico di Zacchedo. Attenzione alla palla per Colombi che ha spazio, appoggia a sinistra per Cecchini che però non trova lo spunto per liberarsi. Arriva il fallo, no, non c'è fallo sul ripiegamento, sull'interdizione di Federico Melis, quindi si gioca. Attenzione ad Angeli, scambia con Sireno che ha spazio, prova la conclusione con l'esterno destro, palla altissima sopra la porta di un tranquillo Puddu che controlla senza nessun affanno la palla che esce dalla e allora si riparte dal fondo con Antonio Puddu pronto al rilancio. Ancora nessuna emozione in questo secondo tempo, 8 minuti giocati. Nel primo invece avevamo visto un Ghivi Borgo tendenzialmente superiore, tendenzialmente aveva meritato il vantaggio maturato fino al 42esimo, poi il pareggio del Castiadas che però sullo 0-0 aveva sciupato una grossa palla gol con Mesina che si era ritrovato tutto solo all'altezza del limite dell'area di rigore, non aveva avuto la freddezza di controllare e portarsi avanti la sfera, ha cercato invece un improbabile pallonetto, palla terminata altissima. 1-1 il risultato quando procede Fabio Boi che serve in verticale Melis, di prima intenzione la verticalizzazione, attenzione a Mesina che può azionarsi sulla tre quarti inseguito da Angeli, 1 contro 3 per Mesina, cerca uno scarico all'indietro per Volpe, interviene molto bene Angeli, attenzione all'appoggio per Cecchini che però viene fermato col fallo, arriva il cartellino giallo per Alberto Usai. Calcio di punizione dunque, è arrivato il cartellino giallo anche per Alberto Usai, la mezzala del Castiadas, e allora si riparte con un calcio di punizione, nuovo tema offensivo che può essere proposto da Sireno che si incarica praticamente di tutti i tiri da fermo del Ghivi Borgo. Alla sua sinistra c'è Cecchini, alla sua destra c'è Lelli, sostanzialmente la batteria di mediani del Ghivi Borgo. Sale a destra Borgia, sale molto alto a sinistra Angeli, tutto in attacco il Ghivi Borgo, sinistro il colpo di testa da parte di Raimondi, di Colombi, chiedo scusa. Colpo di testa fuori misura, bella l'iniziativa, il sinistro di Angeli, colpo di testa da parte di Colombi
che ha trovato il tempo giusto, però ha sbagliato completamente l'esecuzione, non si può parlare neanche di occasione da rete. Angeli, il lancio in verticale per Vanni che viene fermato da Cabras, spazza via, adesso il Castiadas fatica a rimanere in posizione lontana dalla propria porta, anche se per il momento non ha sofferto granché. Qualche istante per rimettere in gioco la sfera, un piccolo tifoso del Givi Borgo si adopera come raccattapalle, allora si può ripartire col fallo laterale che viene effettuato da Angeli, palla giocata da Porcu, alza un campanile, ancora Angeli di testa a trovare Sireno che viene anticipato da Usai. Lancio in verticale adesso da parte di Vita a cercare Colombia, attenzione all'1 contro 1 di Colombia contro Porcu che temporeggia, esce molto bene e regala il calcio d'angolo al Givi Borgo, calcio d'angolo che verrà battuto dall'out di sinistra. Calcio d'angolo che viene battuto da Sireno, tocco corto per Angeli sul primo palo, salta di testa con buon tempismo. Si dovrebbe trattare di Colombi, palla che però viene respinta puntualmente da Porcu in marcatura su Vanni, era stato lui a cercare il colpo di testa, ancora Pierluigi Porcu a mettere la palla in calcio d'angolo, adesso è forcing da parte del Givi Borgo col Castiadas costretto sulla difensiva, solo Mesina fuori dalla propria area di rigore. Pensate, l'uomo più arretrato del Givi Borgo è Borgia che era rimasto praticamente ai 23 metri. C'è però fallo in attacco, sfuma questa opportunità per la formazione toscana, si ripartirà con il calcio di punizione che sarà battuto da Puddu. Ancora nessuna palla gol in questo secondo tempo che giunge al 13°. Palla giocata da Barretta, nessun problema per lui, controlla molto bene la palla col piatto destro, effettua il rilancio, palla controllata da Colombi, all'indietro per Sireno, tutto lo spazio del mondo per lui per impostare, trovare Angeli che sale, osserva il piazzamento dei propri compagni, cerca molto bene Colombi. Attenzione a Federico Melis, ottima la sua interdizione, gran partita dal punto di vista difensivo per Federico Melis che ha aiutato con grande puntualità a Cabras. C'è calcio di punizione per il Castiadas e allora Porcu lascia l'incombenza a Puddu e va al rinvio il portiere del Castiadas, palla che ricade all'altezza del limite dell'area, colpo di testa di Emiliano Melis, anticipato da Barretta che può giocare tranquillamente con Lelli, all'indietro ancora per Barretta, prova a uscire, palla al piede, adesso il Givi Borgo rischia qualcosa, poi va in verticale da Vanni che perde il duello aereo con Massessi, fallo laterale per i toscani. Borgia fermato, grande pressing, adesso i ritmi sono assolutamente elevati soprattutto per quanto riguarda la fase di interdizione delle due squadre, poco spazio per i due centrocampo per ragionare, per giocare la palla con qualità, ancora un'ottima riconquista da parte di Volpe che trova in verticale sulla sinistra Satta, anticipato con grande intervento da parte di Barretta che poi appoggia per Borgia, ottimo intervento da parte del numero 6 del Givi Borgo che adesso imposta, gioca sul corto con Lelli, trova molto bene Cecchini, il lancio in verticale a cercare Alfredini che va tagliato molto bene, fuori gioco, davvero tantissime le posizioni di offside da una parte e dall'altra in questa partita, merito soprattutto delle due difese che hanno lavorato davvero bene sulle situazioni di palla scoperta. In una di queste però si è fatto beffare il Givi Borgo sullo scatto in profondità di Emiliano Melis che ha beffato molto bene, attenzione all'inserimento di Satta, si allunga la palla, esce bene Trezza, c'era però gioco fermo per il fuorigioco. C'è stato un contatto fortuito tra Satta e
Trezza che era uscito, aveva conquistato la palla senza problemi, non ha arrestato la sua corsa il numero 11 del Castiadas, che ha toccato evidentemente con la gamba il volto del portiere dolorante in questo momento, si fa soccorrere e, come avevamo visto già nel primo tempo, il primo sostanziale time out di questo secondo tempo, perché praticamente tutti i giocatori in campo vanno ad abbeverarsi a ridosso delle proprie panchine. Caldo che non allenta la sua morsa, e attimo anche di tregua anche sulla tribuna del Carraia, dove cala il silenzio. Caldo che fiacca anche gli spettatori presenti qui a Ghivizzano. Si ripartirà dal rinvio di Trezza, arbitro che ha decretato alla fine il calcio di punizione in un secondo momento. Insomma, cambia poco, la palla era comunque tra le braccia del portiere di casa. E allora si riparte con Lelli a cercare un varco, salta due avversari, trova un buono spazio, poi però Colombi viene anticipato, il fallo ai danni di Emiliano Melis, che si guadagna una preziosissima punizione all'altezza della mediana. Castiadas che sta controllando senza troppi problemi in questo momento i ritmi di gioco, le velleità offensive del Ghiviborgo, che non riesce a rendersi pericoloso. Adesso è in fuorigioco Antonio Mesina, troppo anticipato l'inserimento di Mesina, ha dettato con troppo anticipo il passaggio ad Alberto Usai, che allarga le braccia come a dire: non posso aspettare più di tanto prima di darti la palla. Attenzione al break di Sireno, che apre a sinistra per Colombi, 1 contro 1 con Porcu. Colombi mette in mezzo, la palla attraversa tutta l'area, interviene Fabio Boia, duello in velocità con Alfredini, palla che termina in fallo laterale che sarà del Castiadas. Ha provato questa sortita offensiva Colombi, ben trovato lungo linea, numero 10 che agisce a ridosso di Vanni, partendo leggermente da destra, con Alfredini che parte da sinistra, anche se i tre avanti del Ghiviborgo scambiano sovente la posizione per provare a disorientare la retroguardia del Castiadas. Attenzione a questo pallonetto, questo campanile, poi respinto da Porcu, perfezionato da Usai, ancora in possesso, prova a uscire dal pressing Usai, pressing portato fuori posizione da Borgia. Usai va in verticale, regolare la posizione di Mesina, che lascia ancora, come in occasione del gol del vantaggio, a Melis, che però travolge Barretta. E allora calcio di punizione in favore del Ghiviborgo, che batte subito. Adesso i ritmi diventano più elevati, ovviamente il Ghiviborgo deve accorciare i tempi per cercare il gol del nuovo vantaggio. Calcio di punizione in favore della formazione toscana, sale con Angeli, tanto spazio per lui, Federico Melis viene incontro, recupera la palla, può andare a cercare la verticalizzazione, salta con una finta Sireno, Federico Melis va in verticale, a spazio, c'è in verticale Mesina, viene fermato da Alfredini in ripiegamento. Ammonizione anche per Alfredini al 19esimo del secondo tempo. Fioccano adesso i cartellini gialli, grande azione di Federico Melis, che si è trovato praticamente 1 contro 2 sulla sua catena di competenza, ha intercettato, è andato via in dribbling, ha saltato un avversario, poi poco prima di trovare la verticalizzazione per gli attaccanti è stato fermato con uno sgambetto, non è caduto, ma insomma netto il calcio di punizione per fallo reiterato ai suoi danni. Punizione che verrà battuta dal tuttofare del centrocampo del Castiadas, ovvero Alberto Usai, numero 8, grande qualità nei suoi piedi, gran gol per lui nella finale del playoff di eccellenza regionale contro il Latte Dolce. Riconquista palla a ridosso dell'area di rigore Satta, prova ad andare via sul mancino, a spazio, mette in mezzo la palla raccolta da Volpe, che può tirare, non trova però lo spazio per l'ottima interdizione di Colombi. E attenzione al contropiede del Ghiviborgo, adesso le squadre cominciano ad allungarsi, cominciano a perdere un po' le misure del pressing, e allora c'è anche spazio per divertirsi con Alfredini che apre a destra per Sireno, grande opportunità, Boi però legge benissimo la situazione, interviene alla grande in ripiegamento difensivo. Insomma, non abbiamo ancora visto tiri in porta in questa ripresa, ma davvero le due squadre si stanno proponendo, stanno arrivando con una certa continuità negli ultimi 5 minuti dalle parti dell'area di rigore avversaria. Difende palla adesso Angeli, attenzione perché pensa al mancino, poi però pasticcia per Demetri, attenzione al pressing di Emiliano Melis. Vita trova il cambio di gioco, sono però tutti in posizione di offside, sia gli attaccanti sia i centrocampisti del Ghiviborgo, e allora non c'è possibilità di dare sostegno all'azione offensiva
C'è il secondo cambio di questa partita, il primo per il Ghivi Borgo. Vediamo chi esce il numero 7 Lelli, classe 94, esce al 21esimo e al suo posto non vediamo, per effetto dell'effetto di controluce, il numero del giocatore che entra, che va a sistemarsi tra l'altro nel tridente. Dovrebbe essere Saviozzi col numero 16 ed infatti è proprio lui. È Saviozzi che entra in campo, Saviozzi che era in dubbio, numero 16 del Ghivi Borgo. Dunque Saviozzi al posto di Lelli, mossa offensiva per Pacifico Fanani. Perché? C'è anche in campo anche il numero 14 Cecchetti. Cecchetti che ha rilevato dovrebbe aver rilevato Cecchini, ma saremo più precisi tra pochissimo. Insomma, in campo due nuovi giocatori per il Ghivi Borgo, ovvero Saviozzi e Cecchetti. Attenzione a Cecchini in possesso della sfera, il numero 4, mentre arriva anche il sostegno dalla ferrovia adiacente, lo potete sentire con i rumori di fondo e potete vederlo con le nostre telecamere. Ferrovia che passa proprio qua sopra il campo, è davvero, davvero bello questo episodio con l'autista del treno che va a suonare e a farsi sentire, a dare sostegno, la risposta anche del tifo sardo. Davvero un'atmosfera straordinaria quest'oggi al Carraia di Ghivizzano, atmosfera davvero bella da raccontare, da vivere, e speriamo insomma tramite le nostre voci, le nostre telecamere di potervela far arrivare sia nelle case, nei tutti i dispositivi portatili tra Ghivizzano, tra la Toscana e la Sardegna. Ovviamente salutiamo tutti gli amici che si sono sintonizzati su Directa Sport e su sardegnasport.com per seguire questa gara d'andata del primo turno degli spareggi che valgono un posto in Serie D. Il duello tra due nuovi entrati, ovvero Cabras e Cecchetti. Il fallo è del giocatore del Ghivi Borgo ai danni di Cabras. Adesso è un'opportunità molto importante per il Castiadas, perché il sinistro di Emiliano Melis da quella posizione può fare male. Sinistro a rientrare dentro l'area di rigore, sale la contraerea del Castiadas con Pierluigi Porcu. Lo vediamo, sono in questo momento 4 gli elementi in maglia bianca con inserti verdi. Vediamo Federico Melis, Porcu, Mesina a ridosso del limite dell'area di rigore a cercare l'inserimento. Vediamo se il mancino di Emiliano Melis creerà qualche grattacapo alla porta di Trezza. Attenzione al sinistro che parte in questo momento, rincorsa lunghissima di Melis, palla bassa, insidiosa, messa fuori il sinistro di prima intenzione di Alberto Usai, palla che termina altissima dalle parti del fiume che scorre lungo la linea di fondo alla destra della nostra postazione, alla destra della tribuna centrale del Carraia. Vi avevamo detto in sede di presentazione come questo campo verrà presto smantellato per posizionare un terreno in sintetico, ruotando rispetto alla posizione attuale il terreno di gioco, con la tribuna centrale che sarà sistemata alla nostra sinistra, mentre ci sarà anche una curva alle spalle della porta che sorgerà proprio qui dove in questo momento c'è la tribuna dalla quale vi parliamo. Ancora un fuorigioco di Mesina, gioco fermo, gioco che ristagna sostanzialmente a metà campo. Nel secondo tempo sostanzialmente non abbiamo visto tiri in porta, ma attenzione a Vanni sul filo del fuorigioco, uscita molto precisa da parte di Puddu che rimane a terra addolorante. Contatto tra il portiere sardo e il numero 9 Vanni, uno degli autori dei 2 gol della sfida tra Ghivi Borgo e Camaiore, sfida che ha dato alla formazione toscana, la formazione allenata da Pacifico Fanani, il pass per questo primo turno contro il Castiadas. Ricordiamo che il Castiadas ha già militato in Serie D nel 2010-2011, vi arrivò grazie al ripescaggio, perse
il secondo turno in quell'occasione, aveva invece però vinto il primo turno contro il Camaiore con una clamorosa rimonta, vincendo 5-2 al ritorno. Pensate, all'andata la sconfitta netta in terra toscana, poi al ritorno perdeva 2-0 in casa, riuscì a vincere la gara di ritorno per 5-2, una impresa clamorosa. Poi non riuscì però a vincere il secondo turno, superare il secondo turno, venne però ripescato dalla Lega Nazionale Dilettanti in Serie D. Soltanto un anno in Serie D per il Castiadas, allora presieduto dalla famiglia Onano. Retrocessione al termine del campionato di Serie D 2010-2011 per il Castiadas, che tornò in eccellenza accompagnato da altre 3 formazioni sarde. Formazioni sarde che in quell'occasione erano Tavolara, San Luri, a formare il trio di sarde che retrocedettero in quella occasione. Attenzione, perché Puddu sembra avere qualcosa di serio. È entrata anche la Barella. Ovviamente quando si ferma il portiere si attende più di qualche minuto per vedere se possa riprendere il gioco, perché si cerca insomma di non operare il cambio. Qualche attimo di preoccupazione per Antonio Puddu, ma tutto regolare. Riprende il portiere sardo e allora si potrà ripartire. Ci sarà sicuramente corposo recupero, visti i 2 cambi operati per il momento dal Ghivi Borgo, e per effetto di questa interruzione dovuta all'infortunio occorso al portiere ospite. Poco prima era stato in un'occasione molto simile il portiere di casa, Trezza, a rischiare di dover uscire dal campo, una botta al volto, insomma niente di grave. Attenzione a Borgia che difende l'uscita della sfera, e fallo laterale è del Castiadas. Cambio anche nel Castiadas, il secondo cambio. Andiamo a vedere chi entra. Entrerà Sarrizzu probabilmente col numero 16, ed infatti è proprio l'ex attaccante del Selargius, un altro ex Selargius, ex militante in Serie D nelle file attuali del Castiadas. Stefano Sarrizzu, classe 91, a lasciare il posto è l'autore del pareggio, Emiliano Melis, un altro ex Selargius. Dunque, quando siamo giunti al 28esimo minuto, il 28esimo minuto, ne mancano 17 alla fine del tempo regolamentare. Dentro Sarrizzu, al posto di Emiliano Melis. Dunque un attaccante per un attaccante. Giampaolo Zaccheddu non vuole abbassare il potenziale offensivo del suo Castiadas, vuole cercare di sfruttare gli spazi, come in questo momento. Il pallone in mezzo, non controllato da Mesina, arriva il destro, traversa, clamorosa traversa colpita da Volpe, che è arrivato in corsa, palla che rimbalzava a un'altezza davvero perfetta, giri giusti. Volpe si è inarcato, ha colpito in maniera splendida la palla che ha sbucciato la traversa. Trezza sembrava decisamente battuto, brivido sulla schiena del pubblico di Ghivizzano, e palla che è terminata fuori. Attenzione al contrattacco del Ghivi Borgo, dunque grande pericolo. Castiadas vicinissimo al 2-1, che darebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno. Attenzione al cross di Asuni, esce molto bene Antonio Puddu, grande uscita da parte del portiere che blocca a terra. Si riparte dunque col rinvio di Puddu. Dunque il Castiadas ha sfiorato il gol del 2-1 con un siluro di Volpe, grande azione sull'out di sinistra all'altezza della linea di fondo, palla messa indietro al limite dell'area di rigore. Nessuno del Ghivi Borgo è riuscito a farsi incontro, è arrivato col mezzo esterno destro Volpe, il numero 4, il frangiflutti della formazione ospite, palla che ha incrociato sulla parte alta della traversa. Allora Castiadas ad un passo dal vantaggio. Arriva il terzo cambio del Castiadas, arriva al 75esimo, 30 minuti nel secondo tempo. Esce al piccolo trotto, ovviamente per guadagnare quanto più tempo possibile, Federico Melis, autore di un'ottima prova
di quantità sulla fascia destra, ha aiutato tantissimo la mediana in fase centrale, poi si è proposto con buona sostanza sulla destra andando via in dribbling in un paio di circostanze. Vediamo chi sarà a rilevare il numero 7 giovane ex Selargius, tanti i giocatori arrivati dal club Granata che quest'anno è retrocesso in eccellenza regionale dal campionato di Serie D. Seguiamo questa azione mentre andiamo a vedere che chi è entrato nel Castiadas che va a sistemarsi sull'out di sinistra della linea mediana. Vediamo anche se cambia qualcosa nello scacchiere di Giampaolo Zaccheddu. Adesso Castiadas che può usufruire di un fallo laterale. È entrato Chiarielli al posto di Federico Melis. Occhio al Castiadas ancora in avanti, sta prendendo fiducia adesso. La squadra sarda vuole il gol del 2-1 che metterebbe una seria ipoteca sul match e sul doppio confronto. Meno di 15 minuti più recupero per il Ghivi Borgo per trovare il gol del 2-1, il gol del nuovo vantaggio. Adesso c'è il fallo di mano fischiato a Vanni e allora punizione per i sardi con Pierluigi Porcu pronto a battere col suo destro, andrà con la lunga gittata. Adesso il Castiadas vede che le possibilità di far male ci sono perché si sta allentando la spinta del Ghivi Borgo, si sta allentando la capacità di spingere, ma occhio al contrattacco per Saviozzi, prova ad azionare la sua velocità, la sua qualità all'esterno che era in dubbio, era uno dei giocatori in ballottaggio con Alfredina ad inizio gara. Palla buona sul secondo palo per Vanni, spalle alla porta sul destro, diagonale, è incredibile il gol fallito sotto porta da Saviozzi, ma c'era posizione di fuorigioco da parte del numero 16, palla che era indirizzata fuori di un soffio alla destra del palo difeso da Puddu. Sul secondo palo era intervenuto Saviozzi che non è riuscito a mettere dentro, ha sciupato una clamorosa palla gol. Gioco però che era fermo sul tocco di Saviozzi e allora si ripartirà col calcio di punizione in favore di Puddu. Ciò non toglie però che il Castiadas in questa circostanza non è stato irreprensibile in fase di copertura perché davvero ha lasciato sul secondo palo tutto solo Vanni che ha avuto il tempo di arpionare la sfera, controllarla, girarsi sul destro e battere in diagonali non in maniera pulita. Fallo laterale per il Castiadas, sulla palla c'è Angeli che è pronto a servire in profondità Colombi, manovra Sireno, è calato anche lui nel secondo tempo. Cecchini a cercare Vanni, spalle alla porta, palla sul sinistro, ancora all'indietro per Vanni, apertura molto buona, ottima manovra del Ghivi Borgo. Attenzione a Cecchetti che prova lo spazio per destro, chiuso, poi Sireno, apertura molto buona per Angeli, troppo lunga, non riesce ad arrivare su questa palla, sarà fallo laterale in favore del Castiadas quando sono passati 34 minuti nel secondo tempo. Il punteggio dice 1-1 tra Ghivi Borgo e Castiadas. La grande palla gol è arrivata poco fa per il Castiadas con il destro volante di controbalzo da parte di Roberto Volpe che ha calciato benissimo dai 16 metri, palla che ha incrociato sulla base, sulla parte alta della traversa. Allora attenzione al fallo laterale che sta per essere effettuato da Angeli. Fallo laterale lungo linea sul corto per Saviozzi, ha il problema di girarsi, trova la palla all'indietro ma trova anche l'intercetto da parte di un ottimo Alberto Usai che ha giocato davvero una grande partita. Il tocco per Sarrizzu, non trova però la ricezione dell'ex Largius e allora il controllo e il rilancio da parte di Vita a cercare Vanni, all'indietro per Cecchini, sulla destra per Borgia, spinge adesso il Ghivi Borgo che prova a dare davvero la spinta finale, la spinta decisiva, trova Saviozzi sul secondo palo, posizione regolare, controlla bene, ha dietro il sostegno di Sireno, manovra avvolgente del e c'è il colpo di testa che termina alto. Clamorosa palla gol adesso per il Ghivi Borgo, cross perfetto da parte di Angeli, è arrivato Vanni, ha trovato i tempi giusti, ha colpito da pochi passi e poteva sicuramente fare meglio, poteva sicuramente trovare la porta, ha mandato ancora una volta alto, colpo di testa da parte di Vanni che non è stato letale in questo frangente, colpo di testa che non sembrava impossibile da mandare in mezzo ai pali. Puddu avrebbe dovuto compiere un miracolo.
Ottima manovra però quella del Ghivi-Borgo in quest'ultima circostanza. Ghivi-Borgo che adesso deve dare tutto per non dover andare in Sardegna a cercare una vittoria o un pareggio, segnando almeno 2 gol. Calcio di punizione adesso per il Castiadas. Castiadas che non ha cambiato il suo scacchiere, si rimane col 4-4-2, quindi con Cabras e Boi sugli esterni di difesa, i centrali Massessi e Porco, in mediana ci sono Volpe e Usai con Satta che si è spostato a destra, a sinistra c'è Chiarelli con le 2 punte che sono adesso Sarrizzu e Mesina. Ovviamente il tutto davanti a Pudu. Risponde in questo finale il Ghivi-Borgo con Trezza in porta, la difesa 4 formata da Borgia, Barretta, Vita e Angeli. Borgia e Angeli davvero 2 attaccanti aggiunti, davvero spinta forsennata da parte dei due. In mediana ci sono adesso Cecchetti con Sireno e Cecchini, in avanti Saviozzi con Vanni e Colombi. Anticipato proprio Colombi, può controllare però con tranquillità Angeli che difende la palla dal rientro di Sarrizzu, manovra la palla con grande tranquillità da dietro. Adesso il Ghivi-Borgo vuole giocare la palla da dietro, lo ha fatto molto bene nella precedente circostanza che ha mandato a colpire di testa Vanni. Vanni però ha sciupato davvero una grande occasione, un'occasione per parte sostanzialmente in questo secondo tempo, anche se in presenza allo stesso Vanni aveva trovato in fuorigioco Saviozzi da dentro l'area di rigore. Gestisce questa palla Cecchini, l'apertura per Cecchetti, il numero 14, prova a giocare con il destro, il tocco per Sireno, ancora per Angeli, sempre avvolgente la manovra, sinistro molto bello, colpo di testa e miracolo da parte di Puddu, miracolo autentico da parte del portiere del Castiadas, gran parata da parte di Puddu che si è inarcato ed è andato a prendere questa palla nell'angolino basso alla sua sinistra, azione in fotocopia rispetto a quella precedente, con Angeli che ha messo davvero un cross splendido col contagiri. Attenzione al corner, palla che spiove, salta Barretta, viene anticipato probabilmente da Vanni, palla che termina altissima sopra la traversa. Dunque altro squillo del Ghivi-Borgo, davvero grande azione del Ghivi-Borgo che è riuscito a far girare la palla splendidamente da destra verso sinistra, trovando il piede educatissimo di Angeli, cross perfetto per il colpo di testa di Vanni che terminato, era indirizzato in maniera inesorabile all'angolino, ma Puddu ci ha messo una pezza con un intervento da campione e ha salvato il risultato 1-1 per effetto dei gol nel primo tempo di Vita e di Emiliano Melis per il pareggio che in questo momento dà una bella spinta verso il secondo turno, quello finale, quello dove arriveranno le ultime 14 squadre che si giocheranno i 7 posti disponibili per la promozione in Serie D. Attenzione al tocco per Alberto Usai, prova a trovare uno spazio, difende molto bene la palla Alberto Usai, si guadagna un fallo contestato in maniera energica adesso dal numero 6 del Ghivi-Borgo Barretta, che si prende anche il rimbrotto da parte del signor Pannozzo. Calcio di punizione da posizione pericolosa per il Ghivi-Borgo. Siamo al 39esimo minuto in questo secondo tempo, quindi ci avviciniamo davvero all'ultimo scorcio, alla volata finale prima del recupero, che dovrebbe essere abbastanza sostanzioso per effetto dei diversi ingressi in campo da parte dello staff sanitario e del Castiadas e del Ghivi-Borgo, e per effetto anche delle sostituzioni operate 3 per parte dai 2 allenatori. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Alberto Usai. Attenzione perché ha un piede davvero pericoloso il gol contro il Latte Dolce nella finale dei playoff regionali. Palla che gira, incoccia sulla barriera, prova ancora la conclusione, si oppone ancora Sireno, poi Volpe trova stavolta un tiro non certo pericoloso, tiro più che altro di alleggerimento per evitare il contropiede. Palla che termina sul fondo nel campo per destinazione. Il rinvio sarà operato da Trezza, mentre rimane a terra, forse per effetto della pallonata in barriera, l'autore del gol del Ghivi-Borgo, ovvero Vita. Bravo a metà del primo tempo, dopo metà del primo tempo, a correggere in rete la spizzata di Colombi su azione da calcio d'angolo. Regge dunque l'1-1, ultimi 5 minuti di tempo regolamentare. Castiadas che ovviamente vede scorrere lentamente il cronometro, che invece va troppo veloce per il Ghivi-Borgo, un 1-1 che sta benissimo ai sardi. Ricordiamo tra una settimana il ritorno in terra isolana, ovviamente in diretta su directasport.it e sardegnasport.com. Vi ricordo, per gli appassionati di basket, in diretta in contemporanea a questo evento, la sfida tra Tavoni e Raggi Solaris Faenza per il quarto turno
del campionato playoff di Serie C di basket maschile. Vi ricordo anche l'appuntamento in differita tra la tarda serata di oggi e domani tra Cosmoto Monastir e Tonara, la sfida di Macomer che mette in palio un posto in eccellenza regionale e ovviamente segnerà assieme a Sirico Dorgalese la graduatoria per gli eventuali ripescaggi. Vi ricordo ovviamente anche lo speciale del Rally del Vermentino che abbiamo seguito nei giorni dell'1 e del 2 maggio in Gallura, con centro a Berchidda. Grande spettacolo motoristico, insomma tutti gli sport, tutto lo sport sardo e non solo, perché oggi Diretta Sport sbarca anche nella penisola. Tutto lo sport sardo che riguarda i sardi e la Sardegna su direttasport.it. Adesso l'azione di Sarrizzu che deve retrocedere, trova all'indietro Porcu, non vuole rischiare, trova Mesina in posizione regolare, attenzione a Chiarelli, ancora il cross, rischia in qualche modo Borgia, rischia anche il tocco di mano, tutto regolare però giustamente l'arbitro non interviene, c'è la possibilità di andare in contropiede per Cecchini che trova il traversone deviato, mette fuori di testa Porcu. La palla controllata da Angeli, uno dei migliori in campo, ground spinta da parte del 37enne terzino sinistro che si propone in attacco, la triangolazione tra Vanni e Colombi che non va però a buon fine, c'è calcio di punizione sulla tre quarti perché Alberto Usai, davvero uomo ovunque, trova il tempo di inserimento e trova quindi la possibilità di intervenire in fase di ripiegamento e guadagnare una punizione preziosissima all'altezza della propria tre quarti, lunga agitata come sempre a parte di Pierluigi Porcu, controlla in qualche modo Borgia, difende questa palla, attaccato con veemenza da Chiarelli, Borgia tiene bene la palla in campo, è calato molto il numero 2, il Ghivi Borgo, attaccato invece molto a sinistra, attenzione a questa palla che diventa giocabile per Mesina, velenosissima, Vita riesce a intervenire, a mettere in fallo laterale, rimane a terra. Dovrebbe trattarsi di Barretta, se non abbiamo visto male. Attendiamo che il giocatore a terra si giri, probabilmente una pallonato, comunque un duello fortuito a metà campo. Rimane a terra il calciatore del Ghivi Borgo e dunque sono minuti importanti che passano per il Castiadas. Pallonata alla bocca dello stomaco per il giocatore del Ghivi Borgo, non abbiamo visto sinceramente di chi si tratti, non riusciamo a riconoscerlo da qui. Si rialza aiutato dai compagni, anzi aiutato dallo staff sanitario del Ghivi Borgo, tutto regolare, si trattava di Sireno, uno dei volti di punta del Ghivi Borgo, giocatore che ha fatto un ottimo primo tempo, nella ripresa è calato un po' come tutto il Ghivi Borgo che nei primi 20 minuti è riuscito nel complesso a tenere il possesso della palla senza però produrre granché, dando possibilità al Castiadas di presentarsi dalle parti di Trezza, creando un pericolo enorme per i toscani con quel destro davvero di ottima fattura da parte di Volpe, palla che ha toccato la traversa. È stata la grande palla gol del Castiadas, ne sono arrivate poi due per il Ghivi Borgo, prima con Vanni che in diagonale ha colpito quasi a botta sicura, palla fuori di poco, è arrivato anche il tocco di Saviozzi ma in posizione di fuorigioco, poi poco dopo ancora Vanni, sempre su cross di un onnipresente e molto qualitativo Angeli dalla sinistra, colpo di testa precisissimo ma altrettanto preciso, altrettanto spettacolare è stato l'intervento di Puddo che si è tuffato alla sua sinistra e ha bloccato, anzi ha deviato in corner da campione il colpo di testa. È proprio Puddo a controllare questa palla, recupera anche qualche istante tenendolo tra i piedi, poi sul pressing di Saviozzi deve per forza prenderlo in mano, permette ai propri compagni di salire, si arriva, ci si avvicina al 45esimo, manca praticamente solo il recupero, attendiamo la segnalazione se arriverà da parte del signor Pannozzo. Usai perde adesso il duello a metà campo, lo vince Cecchini che tocca per Sireno, poi c'è un duello durissimo con la caduta rovinosa proprio di Sireno che davvero non ha tregua in questi ultimi minuti, cade a terra ancora male Sireno, bruttissima caduta da parte del numero 8, caduto malissimo, sarà soltanto uno, un minuto di recupero, ci aspettavamo un corposo recupero, evidentemente l'arbitro potrebbe aver fermato il cronometro in occasione delle interruzioni per l'ingresso delle barriere, ma ci sembra davvero strano il solo minuto di recupero, anche perché ci sono state 5 sostituzioni nel secondo tempo, 5 sostituzioni più 2
ingressi prolungati dello staff sanitario, insomma almeno 3 minuti di recupero sembravano poterci stare, davvero una decisione che lascia abbastanza spiazzati non soltanto noi ma anche il pubblico qui intorno alla nostra postazione. Tant'è, si gioca per solo altri 60 secondi, almeno stando alla segnalazione del quarto uomo, il signor Alex Feraudo di Chiavari. Il lancio lungo in direzione di Vanni, spazza Borgu, attenzione al contropiede, se ne va Mesina, è un 2 contro 2 ma rientra bene la mediana del Givi Borgo, allora Mesina non ha spazio per azionarsi, interviene molto bene in ripiegamento Cecchetti che mette la palla in fallo laterale, rimane davanti il Castiadas che vede vicinissimo l'ottenimento di un pareggio assolutamente d'oro per questa gara d'andata. Fallo laterale per il Castiadas che ovviamente vuole tenere la palla il più possibile dalle parti di Trezza. Interviene in ripiegamento Barretta. E allora fallo laterale per il Castiadas all'altezza della bandierina. Ovviamente sale Boi, si perde un po' di tempo. L'arbitro invita ad accelerare le operazioni, ma è un invito quasi banale e ovviamente non ascoltato dai giocatori in maglia bianca. Si rimane lì, difende la palla Chiarelli. No, sembrava che fosse la fine del match, non è la fine del match, e invece il cambio fallo fischiato, decisione sempre singolare. A questi livelli finisce qua, finisce 1-1 la gara d'andata del primo turno degli spareggi nazionali che valgono un posto in Serie D, finisce 1-1 per effetto dei gol di Vita, pareggiato dal gol di Emiliano Melis nel primo tempo. Il match finisce 1-1. Dunque tutto a vantaggio del Castiadas che potrà giocarsi il ritorno in terra isolana con la possibilità di pareggiare anche per 0-0. Ovviamente in caso di pareggio per 1-1 si andrebbe ai tempi supplementari e in caso di 2-2 sarebbe invece pareggio con più di un gol, sarebbe a qualificarsi sarebbe la formazione toscana. Noi lasciamo per un attimo il microfono, ribadiamo il punteggio di 1-1, rimanete ovviamente sintonizzati su directasport.it e sardegnasport.com perché tra pochissimi istanti saranno per voi le interviste del post partita. Caldo asfissiante, voi avete forse sofferto nelle fasi centrali del primo e del secondo tempo, però l'avete gestita con grande personalità e se su quel tiro di Volpe va dentro la qualificazione forse dalla parte quasi vostra. chiusa, esatto, quindi siamo stati molto bravi a contenere il loro inizio arrembante, perché ovviamente loro giocando in casa puntavano tutto sul pubblico, sull'entusiasmo. Noi siamo stati bravi all'inizio a controllare, a gestire e poi abbiamo trovato il pareggio dopo un loro vantaggio meritato e poi abbiamo gestito come hai detto tu con grande personalità e sicurezza. Abbiamo anche rischiato di chiudere la qualificazione, peccato, adesso ci aspetta un ritorno molto difficile, vediamo, speriamo bene. Cosa ti è sembrato di questi avversari? Ti li aspettavi così? Ti aspettavi qualcosa di diverso? Abbiamo visto due spinte di due terzini davvero che mi hanno dato filo da torcere, lo sapevamo, Borgia e Angeli. Voi però dovete ringraziare anche Antonio Puddu che ha fatto un gran miracolo. Esatto, ha fatto un miracolo e ci ha salvato, però ce l'aspettavamo forti ma probabilmente non così, perché comunque loro non abbiamo avuto modo di vedere i loro match interi. Il mister ha visto qualche tratto di partita che hanno giocato loro in campionato, ma non avevamo grandissime informazioni, però sono davvero una bella squadra e il ritorno ci sarà da soffrire per qualificarsi. Prima di salutarti, un 4-4-2 in linea molto classico da parte vostra. Federico Melis sulla destra vi ha dato una grande mano e sulla sinistra Fabio Boi ha sofferto soprattutto nei primi 20 minuti la spinta di Borgia, poi però avete preso le misure, insomma veramente vi siete registrati. Esatto, siamo partiti col 4-3-1-2 come trequartista e forse loro sulle fasce proprio con questo modulo stavano avendo supremazia netta. Poi il mister ci ha ridisegnato con un 4-4-2 e forse abbiamo giocato anche molto meglio e direi anche meglio di loro poi, con quel modulo. Allora, grazie Alberto, lo lasciamo alla doccia perché davvero rubiamo una battuta a Antonio Mesina perché hanno poi il volo i ragazzi del Castiadas. Antonio, una partita ho definito di sacrificio per te, sempre in fuorigioco, spesso in fuorigioco, però quel movimento a rientrare, a ingannare la difesa è stato decisivo. Sì, diciamo che la difesa era bella stretta, ci ha dato molto filo da torcere. Comunque il mio gioco è provare a girare sul fuorigioco, molte occasioni ero fuori, molte dubbie, però poi sul mio taglio ho lasciato lo spazio a Emiliano e ho fatto gol, va bene così perché un gol in trasferta è molto importante in vista del ritorno. Trovi meglio
giocando magari al fianco di un trequartista come Emiliano Melis oppure di un attaccante un pochino più puro come Sarrizzo? Ma diciamo che ho giocato la prima parte del campionato con Stefano, poi con Emiliano diciamo che non ho preferenze, certo che Sarrizzo apre più spazi mentre Emiliano è più, diciamo, ha più classe pura e più esperienza e riesce a imbeccarmi sul filo del fuorigioco. Per te, insomma, grande stagione, ti stai affacciando a alto livello, oggi un primo assaggio di quello che magari potrai vedere anche dall'anno prossimo, probabilmente anche in categorie superiori, lo dico io, magari tu non lo ammetterai perché sei abbastanza schifo e tendi a smentire, però insomma oggi un primo assaggio davvero di ulteriore salto di qualità. Sì, abbiamo visto che comunque anche fuori dalla Sardegna le squadre sono abbastanza forti, però anche noi sardi, noi squadre sarde ci stiamo facendo valere, abbiamo visto il Lanuse in Coppa Italia, comunque diciamo sempre la nostra. Bello confrontarsi con queste realtà, viaggiare, bella esperienza. Allora, grazie mille ad Antonio Mesina, chiamerei mister Fanani e anche Angeli, il terzino sinistro, autore di una grande partita, lo lasciamo ovviamente ai colleghi. Prima con noi c'è mister Fanani, mister, allora, 1-1, quanta delusione c'è, quanto rammarico, è giusto così? No, è stata una partita equilibrata, il primo tempo noi siamo partiti bene, l'abbiamo messo in difficoltà sul piano del gioco, determinazione e poi dopo hanno trovato questo gol, è stata secondo me una giocata d'alta categoria di Melis, un giocatore importante che ha capito insomma, la situazione, si è buttato dietro le spalle di Mesina e ha fatto un gol, ti ripeto, un gol importante per questa categoria qui. E quindi si è visto tutto il valore del giocatore in quella giocata. Ecco, qual è il rammarico più grande? Le due occasioni sciupate nel finale di partita oppure magari il non essere riusciti a spingere come avete fatto nella parte finale con quelle azioni avvolgenti che portavano al cross Angeli sin dal primo minuti del secondo tempo quando dovete trovare il gol? Sì, no, un po' di carenza l'abbiamo avuto, si sapeva insomma, che Castadias era una squadra importante, una squadra con dei valori e il secondo tempo non siamo riusciti a fare le cose insomma, che si volevano fare, però resta aperta la qualificazione, quindi noi andremo in Sardegna cercando di far partite, cercando di far gol e vediamo quello che succede. Chiaramente partono con un piccolo vantaggio, però insomma, noi cercheremo di mettercela tutta e di fare una partita insomma, importante, gagliarda come è stato tutto il nostro campionato del resto. Ecco, alla luce di quello che si è visto oggi, che gara dal punto di vista tattico potrà essere quella del ritorno? Voi dovrete almeno inizialmente provare a trovare quel gol, quindi forse Castellas potrà giocare nel modo che preferisce, ovvero quello con Mesina sul filo del fuorigioco, a provare a insidiarvi, a trovare quel gol che darebbe una bella ipoteca per loro. Ma no, non lo so che partita sarà là, di sicuro noi dovremo cercare di fare una partita propositiva senza però scoprirci troppo il fianco. Castellas ha dei giocatori importanti, Mesina, Porco in difesa, sono giocatori che si sapeva che erano degli ottimi giocatori e si sono dimostrati, anche oggi l'hanno dimostrato. Ma noi ci proviamo e vediamo quello che succede. E allora, grazie mille a mister Fanani, ovviamente l'in bocca al lupo in vista del ritorno. Sono con Angeli, uno dei migliori in campo, fino alla fine ci hai provato a mettere dentro palloni di qualità, uno stava per essere trasformato in gol, è arrivato un miracolo del portiere. Che partita è stata? Te l'aspettavi così dura? No, sapevamo che giocavamo contro una squadra molto organizzata, una buona squadra, sicuramente il clima non ci ha abituato e noi ci alleniamo anche la sera in temperature completamente diverse, però insomma, parlando anche con Melis in campo so che mi ha detto che insomma, in Sardegna sarà ancora più calda, che insomma, dovremmo prepararci bene. No, la partita tutto sommato, come ho detto prima, sapevamo di incontrare una buona squadra, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo creato, forse nel momento migliore nostro del primo tempo loro ci hanno castigato con un po' un'ingenuità nostra che abbiamo perso un pallone a centrocampo. Insomma niente, però siamo fiduciosi, insomma già altre volte siamo riusciti in campionato a fare il risultato pieno al di fuori delle nostre mura e ce la giocheremo, siamo due buone squadre, insomma ci sarà da divertirsi. Nella ripresa non siete riusciti a dar subito quella carica e quella spinta che invece siete riusciti a dare nell'ultimo quarto d'ora, in particolare con te. C'è un po' di rammarico per questo, non essere riusciti a zannare dall'inizio del secondo tempo una partita che dovevate riportare dalla vostra? Sì, sicuramente, ma no che volevamo mettere subito
Volevamo fare subito come magari abbiamo fatto il finale, però in varie fasi della partita non ci siamo riusciti, anche per merito loro, che insomma sono un'ottima squadra. Insomma, comunque sono fiducioso perché anche oggi abbiamo creato le nostre palle gol e cercheremo di venire là in Sardegna per fare la nostra partita per vincere. Giampaolo Zacchedo, il tecnico del Castiadas, che ha pareggiato 1-1 in casa del Givi Borgo e ha messo, non dico una seria ipoteca, ma insomma si è portato avanti col lavoro in vista del ritorno per agganciare la qualificazione al secondo turno degli spareggi nazionali che valgono un posto in Serie D. Mister Zacchedo, una prova di grande personalità da parte dei suoi ragazzi. Sì, una bella prova, un bel risultato venuto dopo una prova veramente convincente. Abbiamo un po' sofferto all'inizio, soprattutto sulle palle native, dove chiaramente il Givi Borgo gli abbiamo concesso qualche centimetro di troppo, ma quello lo sapevamo. Poi la svolta è stata quando abbiamo cambiato modulo dal rombo del centrocampo, abbiamo giocato in linea e abbiamo coperto meglio il campo, bloccando un po' i loro terzini che comunque spingevano troppo. Devo dire che abbiamo controllato bene la partita. Al secondo tempo secondo me avevamo più birra in corpo e potevamo, secondo me, con un pizzico di lucidità in più gli ultimi 16 metri potevamo pure vincerla questa partita. Il rimpianto sicuramente è proprio quello nella fase iniziale e centrale del secondo tempo, perché il Givi Borgo si è svegliato nell'ultimo quarto d'ora con quelle 2 palle di gran qualità messe da Angeli. Le chiedo cosa cambia in vista del ritorno, al di là dell'aspetto atmosferico che sarà molto importante visto il caldo visto anche oggi, cosa cambierà dal punto di vista tattico? Ovviamente lei ha detto 4-4-2 in linea, molto meglio, quindi. Ma per noi cambia poco, intanto non ci dobbiamo illudere, questa è una partita aperta qualsiasi risultato, anche l'andata, visto i valori che ci sono in campo. Quindi l'1-1 è un buon risultato, però è chiaro che da domenica si riparte da capo. Noi, chiaro, giocando in casa dobbiamo far valere anche la nostra forza del pubblico, che presumiamo che sia numeroso domenica. Bisogna giocare anche domenica con attenzione, non è che noi per vincere la partita andiamo allo sbaraglio. Abbiamo armi comunque per vincere questa partita, però ripeto con intelligenza, do il 50% comunque di probabilità sia l'una che l'altra squadra. Parliamo un attimo dei singoli per chiudere, le faccio 4 nomi. Fabio Boi ha iniziato soffrendo tanto la spinta di Borgia e poi si è ripreso alla distanza. In mezzo al campo Federico Melis e Alberto Usai davvero onnipresenti, e poi la classe di Emiliano Melis che alla fine poi la fa la differenza in qualsiasi categoria. Ma Boi ha sofferto come Orru dall'atteggiamento che avevamo giocando al rombo a centrocampo. Come abbiamo giocato in linea aveva Boi più l'appoggio di Satta nel raddoppiare su Angeli, e quindi siamo migliorati. Diciamo che quando abbiamo cambiato il sistema di gioco l'assetto a centrocampo è andato decisamente meglio e non mi sembra poi di aver sofferto molto, tranne che nelle circostanze su palle native, solo quelle dove chiaramente erano pericolosi, avevano 2 giocatori alti, 1,90 e lì dovevamo giocare un po' di esperienza, cercare di non fargliela prendere. Abbiamo preso gol, abbiamo rischiato in altre occasioni, ma su azioni manovrate mi sembra che non hanno mai avuto pericoli, non abbiamo mai avuto pericoli. Grazie mille mister Zacchedo, ovviamente l'appuntamento è per il ritorno, l'appuntamento è per loro con l'aereo che tra poco li porterà di nuovo in Sardegna. Chiudo dalla carraia di Ghivizzano, Givi Borgo 1, Castiadas 1, il cordiale buon pomeriggio e l'appuntamento al ritorno tra Castiadas e Givi Borgo per decidere chi andrà a sfidare la vincente di San Michelese Ravenna. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com.